presento subito due ospiti graditissime, due donne. Abbiamo in presenza Luana Vendramini, imprenditrice. Buongiorno. Grazie Luana di essere qui. Parleremo anche di questo momento molto delicato. Qualcuno dice che non è vero, che va bene, bisogna aver fiducia, essere ottimisti. Sentiremo questa imprenditrice cosa ne pensa. E saluto anche la dottoressa Valentina Martin, vicepresidente Vulnus Veneto. Buongiorno dottoressa, grazie anche a lei di essere qui questa mattina. Come al solito chissà quante persone la seguiranno, perché quando c'è lei veramente le telefonate di persone, soprattutto che ringraziano questa dottoressa, sono incredibilmente tante, perciò vuol dire che ha seminato bene e poi si raccolgono i frutti se semini bene. Allora, Luana Vendramini, cosa ci racconta? Com'è la situazione? Dazi sì, dazi no? Ce la faremo, non ce la faremo, ma cosa sta succedendo? Ecco, il mondo imprenditoriale, specialmente femminile, cosa dice, cosa si sente? Prego. Beh, allora, sicuramente stiamo vivendo un momento storico estremamente complicato e soprattutto di grosso cambiamento. C'è una situazione geopolitica che non aiuta. L'introduzione dei dazi, adesso ci sarà da capire a che livello. Si parla che si arriverà a un accordo al 15%, che va sommato però alla perdita di potere del dollaro, e quindi l'impatto in realtà è molto maggiore. Sicuramente penalizza le aziende italiane che fanno export negli Stati Uniti, ma non solo quello, perché sappiamo benissimo che quando si muove l'economia americana poi gli effetti sono molteplici indipendentemente dalle esportazioni. È un momento complicato perché quella che è la mia visione è che ci si sta rendendo conto che probabilmente i modelli di business che abbiamo in Italia sono diventati obsoleti. Ormai viviamo in un mondo che è globalizzato, l'economia non è più locale ma è mondiale, per cui le aziende si scontrano con competitor che si trovano dall'altra parte del mondo. E il tessuto imprenditoriale italiano, che sappiamo essere composto per il 90% da piccole e medie imprese, di cui l'80% sono microimprese, fa moltissima fatica ad essere competitivo rispetto alle aziende estere, che sono strutturate in modo diverso, sono aziende molto grandi, multinazionali, aggregazioni di imprese. Per cui ci troviamo ad affrontare delle sfide non solo in termini di mercato, ma per come la penso io anche a livello di modello di business. È un momento storico, secondo me, in cui va ripensato un po' a 360 gradi l'imprenditorialità in Italia. Perché come è stata fino ad oggi, e ormai è 50 anni che si è sviluppata in questo modo, probabilmente oggi il mondo richiede qualcosa di diverso, e questa è la grande sfida, secondo me, che dovremo affrontare. Allora, Luana Vendramini, intanto grazie per come ha spiegato, ecco, qual è il momento che state vivendo, specialmente questi imprenditori che non sono dei colossi, ecco, sono un know-how del Made in Italy però, e questo qualcuno doveva pensarci prima. Perché lei dice siamo in ritardo, è vero, ma qualcuno doveva accompagnarvi. Ecco, si sapeva benissimo nel momento che abbiamo iniziato con la delocalizzazione, anzi pagare le imprese perché andassero all'estero e non rimanessero in Italia, lasciando a casa anche tanti operai che non ce la facevano a spostarsi, perché questa era la realtà. Da là è iniziato proprio il declino, secondo me, del mondo dell'artigianato, degli artigiani. E soprattutto non siete stati accompagnati da chi vi doveva accompagnare, perché voi, come sta succedendo anche adesso, non è che potete lavorare, fare i commercialisti, ecco, stare al computer tutto il giorno a vedere come si muove il mercato. Voi dovevate essere protetti da quelle associazioni che erano nate, che molti di voi si erano iscritti, proprio per portarvi a un 2025 più consapevole ed essere veramente in un territorio, nel mondo del lavoro globale, essere presenti, essere nel pezzo. Invece questo non è accaduto. Ma mi permetto di dire anche una cosa, sì, che probabilmente è abbastanza forte. In realtà le aziende stesse hanno danneggiato il Made in Italy, perché guardi che la normativa oggi consente di definire un prodotto Made in Italy quando una piccola parte della lavorazione viene fatta in Italia, e l'abbiamo visto quello che è successo nel lusso.
dove un po' è stato scoperchiato il vaso di Pandora, in cui le lavorazioni venivano fatte in Asia, E terminate poi mettevano il in Italia, made in Italy. Le aziende che hanno potuto fare questo perché avevano la struttura e la capacità finanziaria di delocalizzare determinati processi e di concludere la lavorazione in Italia mettendo il Made in Italy, hanno danneggiato quelle invece imprese che non avevano questa capacità, dovevano fare tutto il prodotto all'interno del paese italiano a prezzi ovviamente molto più alti. Per cui veramente è stata gestita malissimo questa cosa. La normativa doveva essere molto più ferrea nel dire un prodotto è made in Italy quando è fatto dall'inizio alla fine in Italia. Bravissima. Questo è successo anche per l'alimentare, per la pasta. Vi ricordate cosa è successo con la pasta grano italiano e poi si scopriva che non era grano italiano ed è stato proprio un giornalista a pescare questo. Pensate che controlli, visto che dicono che abbiamo i migliori controlli, questi sono i controlli che se non ci fosse stato questo giornalista a scoperchiare questo vaso di Pandora, ecco, questa era la realtà anche per quanto riguarda il cibo. Ma quello che secondo lei si potrebbe fare, perché mancano i giovani, tutte le imprese hanno bisogno di manodopera, non c'è niente da fare, la manodopera richiesta una parte deve essere anche molto professionale, ma una parte potrebbe essere naturalmente di persone anche sui lavori umili che potrebbero essere reinserite nel lavoro, però mi sembra che scopriamo anche qua il vaso di Pandora, nel senso che noi abbiamo le persone che vorrebbero anche lavorare, perché non sono nulla facenti, c'è anche chi avrebbe voglia di integrarsi e di lavorare, però hanno messo i paletti, nel senso che se tu non hai il famoso colore adesso non puoi essere inserito nel mondo del lavoro, o molto poco. Una volta, proprio ieri mi sembra con un nostro ospite, ha detto una volta si partiva e si andava all'estero con il contratto di lavoro, non c'era nessun problema. Adesso noi abbiamo queste persone, abbiamo le aziende che chiedono lavoratori, ma i contratti non ci sono, non si possono fare, però si possono fare quei contratti fantasma che non esistono, contratti falsi, dove queste persone, molte delle quali sanno parlare 2 o 3 lingue, perché girando il mondo ce l'hanno messa tutte e devono imparare, ma non sanno scrivere, magari non sanno leggere. E si ritrovano questi fogli che ho fatto vedere, uno me l'ha anche portato, poveretto, dove non risponde nessuno, dove lui lavorava ma non recepiva neanche un soldo. Allora capisce che c'è qualcosa che non torna, perché tutti questi grandi numeri che le aziende chiedono e tutte queste persone ferme perché non riescono ad avere la cittadinanza, perché non riescono ad avere il colore, in attesa, visto che paghiamo le cooperative perché non sono qua gratuitamente, non potrebbero lavorare? È questo che io mi domando. Allora, vediamo chi c'è all'interno di queste strutture, vediamo chi sa fare cosa, vediamo chi possiamo fare anche una formazione lavorando, perché non è detto che per forza bisogna andare a scuola per formarsi. Io sono convinta che si impara di più lavorando, mettendoci le mani, che non fare il temino, il compitino perfetto. C'è qualcosa che non torna. A lei tornano questi discorsi? No, io penso questo, che l'Italia oggi, in Italia bisogna distinguere i lavori ad alta professionalità e quelli a bassa professionalità. L'evoluzione economica del paese oggi ha portato sì che la professionalità degli italiani si è innalzata rispetto agli anni 70, agli anni 80. I giovani vanno all'università, quindi hanno dei titoli professionalmente più elevati. Poi ci sono i lavori a bassa professionalità che vengono, diciamo, relegati a immigrati, a persone, diciamo, che hanno un livello di istruzione più basso. Purtroppo in Italia, anche per forma mentale, c'è sempre lo sfruttamento, le mani in pasta, quando ci sono queste casistiche, ed è quello che si sta verificando, perché ci sono un sacco di cooperative, un sacco che fa speculazione su questo tipo di attività, per cui giocano sulla vita degli immigrati, sulla vita delle persone per ottenere dei profitti, non per inserirli nel mondo del lavoro. E questo però è diciamo, un effetto
tipico secondo me dell'Italia, che andrebbe gestito dall'alto. Grazie veramente Luana per queste parole. Pensate che ieri al Banco Solidale è venuta una donna, anche giovane, dove lei ha trovato lavoro come badante, ma oltre a fare la badante deve fare anche la cameriera. 4 ore al giorno, allora una casa enorme, 4 camere perché ognuno dorme su una camera, pulire non ne parliamo. E lei dice: non prendo neanche 1.000 euro, Mirella, è da morire. Ecco, non riusciva neanche a reggersi in piedi ieri da stanca che era. Come faccio io a tenere questo ritmo, soprattutto guardata a vista? Ogni volta che esce dalla camera vanno a verificare se quella camera è perfettamente in ordine. Tu fai 4 camere come vogliono loro, dice, fare letti tutte le mattine, di tutto e di più. Come faccio io? E non prendo neanche 1.000 euro al mese? Come faccio a mantenermi? Si innesca un meccanismo di sfruttamento. No, tanto perché sappiate come funziona. Corretta, no. Ieri proprio fresca il Banco Solidale, tanto è vero che viene a prendersi la borsa della spesa, i vestiti, poveretta, quello che trova, perché non ce la fa. Ha un figlio, è da sola, dice: Mirella, io non ce la faccio più, mi sembra di morire. Anche questa angoscia che mi mettono, questa, a livello psicologico, ecco, questo controllare, ti senti proprio un numero imperfetto. Ecco, pensate cosa ha detto questa donna. Allora sentiamo anche la dottoressa Valentina Martin, vicepresidente Associazione Vulnus Veneto. Dottoressa, ma anche nel campo sanitario non è che vada molto bene dappertutto, anche là bisogna sgomitare per farsi largo, per avere rispetto, per cercare di arrivare, di salire la scala. Eppure veramente le donne ce la stanno mettendo tutta. Abbiamo sentito anche nel mondo del volontariato cosa hanno creato anche con la prevenzione. Cosa ci dice, dottoressa Martin? Io quello che dico è che cerchiamo sempre di fare del nostro meglio e cerchiamo sempre di mettere come primo punto la persona, perché quando noi abbiamo da fare con i pazienti, con le malattie, quello che non manca nel mio ambulatorio è in maniera particolare dare l'attenzione massima alla persona, perché secondo il mio punto di vista il nostro mestiere non può prescindere da questo. E l'umanizzazione delle cure in questo momento ha un ruolo fondamentale un po' dappertutto, e questo secondo me è un valore aggiunto per chi viene curato e per tutti noi. E il volontariato di cui che lei sostiene spesso è sicuramente una componente fondamentale, è un aiuto importante. Infatti anche l'associazione che oggi io rappresento, la Vulnus Veneto, è un'associazione che ad oggi conta più di 800 iscritti nella Marca Trevigiana, ma anche nel resto del Veneto, che vuole sostenere i pazienti e i familiari affetti da ulcere croniche di difficile guarigione. Allora andiamo a vedere anche questo video che ha portato la dottoressa Martin su questa associazione Vulnus e poi lo commentiamo. Femminismo e la parola patriarcato, per far comprendere cosa sia la cultura patriarcale e di come questa sia forte e a volte anche legittimata dall'università stessa. Siete qui e sono sicura che insieme riusciremo a realizzare un bellissimo. Allora, prima di sentire la dottoressa Martin passiamo da Rinaldo. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno alle tue ospiti. Allora voglio dire all'imprenditrice, purtroppo chi che ha fabbriche doveva saperlo che purtroppo è la globalizzazione, bisognava trovare altri mercati, ma adesso è tardi, già faremo lo stesso, ma l'Italia è l'Italia, quello vedremo gli altri italiani.
come manualità, estero, su far tutto. Non aveva nessuno. Gli americani fa schifo perché abiti, mangiare, cosa hai, mica niente. Bravi, perché hai steli e basta. E dopo, voglio dire, tra 50 anni non ci sarà più né la pensione e neanche la sanità. Perché la sanità, ma siamo Dio scherzare, mise un anno che non va il dottore. In mega adesso un dottore 28 anni, 27, per amor di Dio, cavarsi il cappello perché è un bravo figlio, volonteroso, tutto quello che ti vuoi, va bene. Ma me ne ha fatto fare 3 volte gli esami al sangue, 3 volte, e dei 4 mesi perché ho un problema, non si può capire, fare cosa, ma cosa aspetti che ti ristagli? È vergognoso, ma no i sanitari, i dottori, i paramedici, la gente, qui è brava gente, è il governo, Mirella, che si vergogna. Ma toglievo delle medicine, pagavo 12-13 euro di TIC, e ne pago 40, 38 adesso. Ma una cosa non mi cerca, i ladri, li vuoi portare, ma perché gli italiani non vanno in piazza come che ha fatto i fascisti nel 32? Perché bisogna fare questo? Perché se ci mettiamo in mezzo alle gambe, va bene, con 1.000 euro, 1.200, come vedi che puoi dire una famiglia che era oltre 1.000 quando lì? Parliamo di Milan, una casa, 1.800, 2.000, ma una casa per un poveretto, perché dopo le fa anche a 3.000, 4.000. 10.000 anche. Con 1.200 ti puoi pagare l'affitto. Ma è vergognoso, Mirella. Ma dai, conosco tante persone che ha fabbriche, industrie. Mi dai tutti quanti, conosco uno che è da loro, a Vicenza, e dopo che ha 3-4 fabbriche in giro per il mondo, proprio in Asia, va bene, che lavora per la moda, per l'alta moda. Gli italiani, da estero, da efficienza, abbiamo tutto, che gli altri non hanno. L'unica roba che non abbiamo, seguiamo sempre su editorie del Made in Italy. Però dovremmo sapere che capitava una roba del genere e cercare altri mercati. Nel mio, lavoravo come fruttivendolo, non andavo sul mercato solo a comprare roba, andavo a Padova perché era un mercato più grande, andavo perché sparagnavo schei sul comprare la roba, perché il segreto è che se compro bene a schei, se no no. E sta grazia, specialmente nel Veneto, la abbiamo tutti. Grazie Rinaldo, molto chiaro. Sentiamo come commenta Luana Vendramini questa telefonata, poi sentiremo anche la dottoressa Martin. Allora, io sento spesso dire quello che ha detto il signore, soprattutto da parte di persone che hanno vissuto anni molto floridi in Italia. La verità però è, per come la penso io, un po' diversa, perché si sono omologati i gusti delle persone. Le aziende producono dei prodotti che poi vanno venduti a qualcuno, ok? I gusti, con l'avvento di internet, con l'avvento dei social, che sono strumenti di educazione di massa, hanno omologato anche i gusti delle persone, per cui oggi quando si pensa, faccio l'esempio della scarpa perché mi è più... Sì. Quando si pensa a una scarpa, oggi si pensa a una scarpa cinese, perché il gusto della massa si è orientato in quella direzione. Questo fa perdere molto potere al Made in Italy in questo tipo di settore. E c'è una piaga sociale che comunque per comprare bisogna avere disponibilità economica. E oggi si tende a investire i propri soldi comprando dei beni, soprattutto abbigliamento, calzature, beni che diciamo non sono di primissima necessità, spendendo meno, perché la verità è che oggi ci sono famiglie che lavorano 8 ore al giorno, ma quello che prendono non è sufficiente per arrivare alla fine del mese. Quindi oggi non è che non arriva alla fine del mese chi non fa nulla, non arriva alla fine del mese chi ha comunque un lavoro di 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana. E da qualche parte bisogna tagliare se si vuole sopravvivere. Questo non avvantaggia le imprese italiane, perché in Italia il costo del lavoro è più alto che in Asia, in India, in Vietnam, e quindi è ovvio che i prodotti che vengono realizzati qui hanno un costo più elevato sul mercato, ma non sono accessibili oggi ai consumatori.
Giustissimo quello che sta dicendo Luana Vendramini. Io proprio ho raccontato di quel signore, di quell'uomo che lavora, a un certo punto mi ha guardato un operaio e mi ha detto: io non so, Mirella, se vale la pena proprio di lavorare, io me lo sto chiedendo, perché se lavorare vuol dire rimanere in queste condizioni che non riesco neanche come appunto arrivare alla fine del mese, ma proprio non riesco neanche con mia moglie che fa qualche lavoretto, io vorrei capire cosa sta succedendo. Perché? Perché non sono pagati, questa è la verità. Voi avete, ecco, questo incredibile anche impegno, anche diciamo psicologico, perché tenere un'attività specialmente piccola e media, si crea una famiglia. Ma se non hai lavoro e non riesci a essere competitor, cosa fai? È quello il problema, perché in una situazione in cui le aziende hanno problemi di competitività, alzare gli stipendi non è banale come problema. Anzi. Ma qualcuno si chiede, io vorrei capire quando fanno questi tavoli, queste commissioni, se riescono a parlare di queste cose o di cosa parlano. Beh, perché non è che abbiamo un'informazione un po' inquinata, perché anche quando si parla di livelli occupazionali si dice oggi i livelli occupazionali sono altissimi, sì, però conti anche tutte quelle persone che sono in cassa integrazione, che ufficialmente sono occupati perché ma non stanno lavorando, quindi non stanno producendo, e c'è un abuso di contratti a chiamata, di contratti a termine, di questa tipologia di contratti che messi dentro nel calderone dell'occupazione ci fanno dire sì, i livelli occupazionali sono alti, ma è una qualità di occupazione che è bassa perché è fatta di queste cose. Dottoressa Martin, per quanto riguarda anche la sanità, le cure, ecco, queste persone, come lei dice, che hanno queste ulcere che lei sta curando in maniera esemplare, incredibile, quanto si trovano bene con lei, perché lo dico perché è la verità. Ma poi c'è il dopo, cosa costano queste cure, chi mi aiuta a fare questo? Cioè se io sono solo, che non ho, anche magari diversamente giovane, come faccio ad avere questo? Perché mi sembra che come servizi alla persona non è che cediamo molto. Cosa ne pensa, dottoressa? Per fortuna che c'è in molte realtà il mondo del volontariato, con queste associazioni che ha creato anche la dottoressa Martin. Mi sembra che lei non è più nel Veneto, è in Friuli, o sbaglio, dottoressa? Oggi sono in Friuli. Ah, ecco, mi hanno detto, ecco, meno male che l'abbiamo chiarito. Bene, bene. No, allora quello che io penso è questo, che per fortuna le persone vivono più a lungo. Il vivere però più a lungo porta ad un aumento anche della cronicità e quindi anche delle malattie croniche che sono caratteristiche dei diversamente giovani. E questo purtroppo da una parte è un bene appunto perché la vita si è allungata, però purtroppo la coperta è sempre la stessa e quindi ovviamente ci sono delle défaillance che possono essere diciamo così più o meno per alcune categorie. Quello che però è importante è che si cerca di dare sempre, ripeto, il meglio a tutti. Lei giustamente ha sottolineato una cosa, il dopo le cure. Per quanto riguarda il mio campo, i pazienti che soffrono di ulcere croniche cutanee molto spesso hanno bisogno anche di prevenire e di continuare nel dopo per fare in maniera che non riemergano nuove recidive. E proprio per questo l'associazione Vulnus Veneto ha creato attraverso l'iscrizione, che è un'iscrizione gratuita, delle convenzioni con le sanitarie e con delle farmacie affinché per esempio la calza elastica, che è un presidio che costa 70-80 euro, ok, e che deve essere cambiato almeno 2 volte all'anno se viene mantenuto in buone condizioni, possa essere acquistato avendo appunto delle scontistiche, perché come giustamente sia lei che l'imprenditrice avete sottolineato e anche il signore che ha telefonato ha sottolineato, gli stipendi e le pensioni sono quelli e quindi per una persona anche che prende 800-1000 euro in un mese, spendere in un anno 200 euro per le calze sono tante, quindi avere uno sconto importante è un aiuto concreto che noi come associazione possiamo dare. Allora andiamo a vedere anche questa protesta, andiamo a Venezia, questa protesta dei farmacisti veneti, sentiamo. Siamo stati ricevuti da Federfarma che ha capito la situazione
sostiene e si farà da portavoce alla Federfarma Nazionale di quello che hanno detto le farmaciste e i farmacisti per riprendere la trattativa. Penso che siano inaccettabili per le professionalità che hanno i farmacisti del settore un aumento spalmato in 3 anni di 120 euro. Un aumento elemosina, dicono, e questa è la proposta che ha fatto traboccare il vaso della pazienza dei farmacisti italiani e anche in Veneto. Centinaia i camici veneti in rappresentanza dei 6.000 regionali dei farmacisti dipendenti in rivolta a Mestre davanti alla sede di Federfarma per protestare contro un rinnovo contrattuale che dopo quasi un anno dalla scadenza propone un aumento giudicato dai lavoratori, una presa in giro. Che ci dia dignità, perché quello che abbiamo adesso non ci dà dignità con tutti i servizi che offriamo alle comunità, chi fa l'Holter, chi fa l'elettrocardiogramma, chi dà appunto anche consigli, noi supportiamo la popolazione. La mobilitazione per rivendicare dignità e adeguamento salariale reale, ma non basta. Di seguito spiegate le ragioni della carenza di personale nel settore. Abbiamo richiesto una revisione degli orari di lavoro perché molti molti laureandi in farmacia, una volta che vengono a fare tirocinio in farmacia, che si rendono conto dello stipendio e degli orari che vengono fatti, compresi magari festivi, sabati e domeniche, decidono purtroppo di cambiare la propria professione. Siamo un presidio sanitario di prossimità, ma veniamo trattati come manodopera a basso costo, denunciano. Ho portato anche la mia testimonianza come farmacista dipendente in una realtà virtuosa dove comunque gli incentivi ai lavoratori vengono dati, quindi come prova che quello che stiamo chiedendo a livello contrattuale non è un'utopia ma è realizzabile. I farmacisti avvertono, se non ci saranno risposte entro l'estate, la protesta continuerà. Molti dei vostri cartelli dicono dignità, l'ha detto anche la vostra collega, ed è proprio questo. Allora, manodopera a basso costo, Luana Vendramini, però bisogna capire che tipo di manodopera e mi sembra che in Italia, se voi mi dite quello che va bene, quello che funziona, perché faccio anche fatica a trovarlo, ma soprattutto penso che adesso se la prendiamo per carità anche con l'ultimo governo, ma quelli che veramente erano prima il governo e sono passati tutti, non è che si siano dimenticati, forse bisogna ricordarglielo, non è che abbiano fatto tanto per cercare di uscire e non arrivare a questi livelli, cioè la prevenzione andava fatta prima. Non è che questa adesso, io non voglio difendere nessuno, ma questa premia all'improvviso riesca a risolvere i problemi che da anni si sono portati avanti con governi tecnici, perché allora ci vuole il governo tecnico, ma il governo tecnico non funzionava, giù il governo. Ha fatto 70 governi in Italia, ma ci rendiamo conto per quelli che lavorano tutti i giorni, che pagano le tasse, cosa vuol dire ritrovarsi in questa condizione? Lavorare ed essere poveri, aumenti dei pensioni di 10 euro, 8 euro, 5 euro, 3 euro addirittura. Cioè capite bene che la gente non ce la fa più, però calma, continuiamo a vedere la grande edilizia. Là la vediamo, questi super attici, super appartamenti con piscina per un popolo ricco, ma quelli che lavorano dove sono? Quelli che veramente devono arrivare dignitosamente alla fine del mese. Come dice Vendramini, noi non ce la facciamo aumentare gli stipendi nelle condizioni con le quali ci confrontiamo tutti i giorni. Come facciamo? E poi arriva la multinazionale che prende la polpa, lascia le ossa e se ne va via indisturbata, anzi hanno iniziato a pagare le tasse l'altro giorno in Italia. Lo dico a quelli che dicono che adesso è colpa del governo, dell'ultimo governo. Prego. Allora, in Italia sappiamo che più della metà della ricchezza è concentrata sul 10% della popolazione. Già questo è indicativo. A questa situazione ci siamo arrivati nel corso di decenni, non è che è successo ieri. È una situazione alla quale siamo arrivati. Poi quando si dice che l'Italia va bene è perché bene o male è sempre il bene o il male è sempre in comparazione con qualcun altro. Per cui se paragoniamo l'Italia ad altri stati europei ancora si può dire che il segno è più e quindi che va bene. Grazie alla gente che lavora e che paga le tasse. Questo non significa che vada bene nella realtà dei fatti.
Sono piaghe sociali che però i singoli non riescono a risolvere. Serve proprio un ripensamento a livello normativo dall'alto per riequilibrare le cose, permettere alle persone di poter vivere dignitosamente, che tra l'altro è anche un diritto previsto dalla nostra Costituzione. Il lavoro è un mezzo attraverso il quale le persone manifestano la propria personalità e devono avere il diritto di vivere dignitosamente. Allora andiamo a vedere anche cosa dice la Confapi, andiamo a Venezia proprio in merito ai dazi. Andiamo a sentire, poi lo commentiamo con Luana Vendramini. I dazi di Trump impattano sulla provincia di Venezia per 300-450 milioni di euro. Si tratta di un calcolo molto complesso perché se da un lato è semplice tener conto delle esportazioni dirette negli Stati Uniti, dall'altro è più difficile tener conto della filiera dei terzisti e dell'indotto. Le smentite che a volte hanno seguito gli annunci che stanno caratterizzando la politica americana sotto la presidenza di Donald Trump inducono ancora i più ottimisti a sperare in una soluzione amichevole. Ma se il 1 agosto, con l'entrata in vigore dei dazi al 30% decisi da Washington, dovesse davvero scoppiare una guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, le conseguenze sarebbero pesanti anche in provincia di Venezia. Le più danneggiate da questa nuova prospettiva di dazi americani sono le PMI rispetto alle grandi imprese, perché le PMI non possono delocalizzare la loro residenza fiscale e non possono delocalizzare la loro produzione, oltre ad essere danneggiate dal costante apprezzamento dell'euro. Il presidente di Confapi Venezia, Marco Zecchinel, definisce quello che sta avvenendo un cambiamento epocale del mercato mondiale, perché i provvedimenti protezionistici in realtà li ha messi in atto anche Bruxelles, potenziando la politica di difesa commerciale con nuove imposte antidumping su un'ampia gamma di prodotti, prevalentemente originari della Cina, allo scopo di ristabilire condizioni di parità sul mercato. Passiamo dal libero commercio a un protezionismo interno, ma di questo cambiamento non è protagonista soltanto l'America di Trump, ma anche l'Unione Europea. Infatti nel 2025 l'Europa ha intensificato la difesa commerciale con una raffica di dazi che ha colpito bombole, pavimenti in legno, resine, viti, suole. La nuova sfida per le PMI nei prossimi anni sarà quindi la valorizzazione dei mercati interni europei. Mi piace, voglio fare una parentesi, avete visto che contavano i soldi, 500, i 200, qua non si vede neanche più i 50, ormai si vede i 20, 20, 10, 20, 10, guardate è veramente impressionante quello che stiamo assistendo. Allora Vendramini, come commentiamo la Confapi? Mi permetto di dire che lui ha detto che la normativa si sta muovendo per proteggere il mercato interno, le produzioni interne, però al contempo risulta che l'Unione Europea sta siglando accordi di libero scambio già col Vietnam, prevede di farlo per settembre con l'Indonesia, si parla di farlo anche con l'India. Cosa vuol dire? Vuol dire che la tassazione non c'è negli scambi commerciali tra questi paesi. Siccome sono tutti paesi emergenti, con il costo del lavoro molto basso, è molto probabile che questo fatto farà sì che verremo invasi da prodotti a basso costo provenienti da quei paesi. Poi cosa noi possiamo vendere a loro? Non lo so, perché un operaio in India prende 90 euro lordi al mese, non riesco a capire che tipo di capacità di acquisto possa avere rispetto ai prodotti che vengono realizzati in Europa. Quello che voglio dire è che a mio avviso l'Unione Europea non sta assolutamente facendo nulla di concreto per aiutare le imprese a superare lo scoglio della politica estera che sta facendo Trump. Mi sembra più che altro che stia alla finestra in attesa di sviluppi. Il problema è che abbiamo anche noi i nostri parlamentari europei in Europa, non è che non li abbiamo. Certo. E io non è che li sento così, anzi delle volte anche cerco di invitarli per capire anche come funziona,
ma quello che sento da quei pochi che sono venuti, che fare un passo in avanti in Europa è difficilissimo, non è che riesci a essere molto incisivo. Allora io mi domando, ecco, se vale la pena, cosa sta succedendo, oppure che ci spiegano che funzioni all'Europa. Quale sia il peso specifico dell'Europa nel mondo. Perché se dovremmo essere tutti uniti, invece ognuno va per conto proprio, capite bene che non si arriverà da nessuna parte. Pubblicità. E siamo con Luana Vendramini, imprenditrice, e con la dottoressa Valentina Martin, vicepresidente Associazione Vulnus Veneto. Allora, dottoressa Martin, cosa dice anche lei questo cambiamento che deve anche avvenire se vogliamo curarci? Bisogna che qualcuno si impegni veramente a capire l'importanza di investire sulla famiglia, sulla persona, di potersi curare, questa sanità soprattutto privata che ha dei costi molto alti che non ce la fanno. Ecco, queste associazioni che cercano di rimediare, ma dopo devi curarti, devi prendere le cose, devi pagare i ticket. Prego, dottoressa. Lei mi fa una domanda difficile, nel senso che non ho la soluzione naturalmente a questo problema che lei ha fatto emergere. Quello che però penso che sia giusto da fare è che noi dobbiamo dar voce a queste patologie. Io parlo per la mia, le ulcere croniche cutanee, però un po' per tutte le patologie, perché è importante cercare di fare prevenzione, ed è proprio per questo che quest'anno l'associazione Vulnus Veneto sta facendo un tour che si chiama Vulnus Veneto Tour, che va a toccare molti comuni della Marca trevigiana, dove si cerca di arrivare direttamente alle persone, ma non alle persone che hanno già il problema, alle persone che un giorno potrebbero avere questo problema, proprio per fare in maniera che abbiano degli strumenti pratici per poter fare qualcosa, per poter prevenire, ed eventualmente nel momento in cui si trovano davanti alla situazione e quindi alla problematica, possano sapere in qualche modo come devono intervenire. Faccio un esempio pratico. Tante volte quando uno si fa male, la prima cosa che fa è usare il disinfettante. Il disinfettante è una cosa che non è che si deve utilizzare a lungo, si usa nel momento in cui si ha bisogno. Perché questo? Perché crea le resistenze e perché va a distruggere anche le cellule buone. E purtroppo per chi cura le ferite ancora oggi c'è l'abitudine di medicare le ferite solo ed esclusivamente con un disinfettante. La fermo un secondo perché abbiamo una telefonata, abbiamo Giusy, se no mi cade la linea che sta aspettando. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io Mirella per 2 anni ho portato mio fratello in dermatologia a Treviso una volta alla settimana con problemi di circolazione alle gambe e con amputazione dell'alluce del piede. Da Dosson a Roncade e ritorno. Se non avesse avuto me come sorella avrebbe avuto spese per il noleggio di un'auto e per una insomma, persona a accompagnarlo. Io dico, come fanno chi avendo i figli magari che lavorano a prendersi queste spese? Perché c'è anche questo da pensare, non è solo di portarlo a fare medicazioni, però c'è la spesa e per fortuna sono sua sorella che l'ho portato io, altrimenti ci sarebbero grandi spese da portarlo avanti e indietro queste persone. Grazie. Vedi Giusy, grazie anche della telefonata. Questo succede perché non sapete che ci sono delle associazioni di volontariato che possono fare questo, che hanno i pulmini, che possono portare. Vedete quando io vi dico che abbiamo dovuto creare questo villaggio delle associazioni per dare queste informazioni? Perché in teoria, Giusy, non dovresti essere stata tu, anche con tutta la buona volontà, ma metti caso che tu fossi stata impegnata, chi portava questa persona a medicarsi? E noi abbiamo queste associazioni che possono fare questo, che hanno tutti gli attrezzi, gli strumenti, i pulmini per portarlo a fare questo,
però Giusy non lo sa. Cosa ne pensa, dottoressa Martin? L'informazione che non c'è, siamo in tanti ma non ci conoscono, non ci siamo, non sanno a chi rivolgersi, non sempre i servizi sociali danno i numeri di queste associazioni che possono aiutare, il medico di famiglia dovrebbe anche lui avere un elenco per aiutare queste persone, anche quando vengono dimesse dall'ospedale, sapere chi può aiutarle se non c'è la famiglia. Invece ho sentito i medici di famiglia che non hanno neppure l'elenco delle associazioni. Dottoressa Martin. Sì, io penso che sia importante fare rete, tra l'ospedale, il territorio e le associazioni, come lei giustamente ha sottolineato. La signora Giusy, come giustamente lei ha detto, non conosce il fondamentale supporto che hanno i volontari. Ci sono dei volontari che si dedicano appositamente proprio ai trasporti, e noi per esempio, io ho una lista e le persone che me lo chiedono, che hanno necessità, io tendo sempre a dare dei suggerimenti inerenti a questa cosa, proprio perché i comuni non riescono a fare questo, e uno degli obiettivi della nostra associazione è quello di cercare di fare anche per i nostri associati delle convenzioni proprio con i trasporti, perché il problema di tanti anziani, di tante persone che soffrono di molte patologie e anche della patologia delle ulcere, non è il fatto che non riescono a camminare, ma il fatto che non hanno nessuno che li porta, e quindi è importante conoscere questo servizio e quindi anche utilizzarlo nella maniera più adeguata. E quello che lei sta facendo, Mirella, di cercare di mettere tutte le associazioni a confronto, secondo il mio punto di vista è estremamente importante, perché giustamente, essendo tante, non possiamo conoscerle tutte, però il fatto di avere un punto di ritrovo, un momento in cui ci si guarda negli occhi e si sa che esistiamo, è comunque un aiuto, perché una mano lava l'altra. Grazie dottoressa Martì. Il problema è che quello che sto cercando di fare io dovrebbe farlo qualcun altro che c'è, che dovrebbe fare questo, ma che fa qualcos'altro e non quello che dovrebbe fare. Ecco, mettere assieme questo mondo del volontariato, spesso diviso, spesso anche incontrollato, nel senso che non si sa chi chiamare, cosa fare, perché non arriva la rete famosa, non si fa rete. Finché non si farà rete, noi saremo così, con Giusy che dice devo portare io mio fratello perché non conoscono la realtà dell'associazionismo che c'è. Luana Vendramini, quello che io volevo anche capire come fare, cosa fare anche con queste banche. Andiamo a vedere anche cosa è successo anche a Trieste, rapporto economia Friuli Venezia Giulia Banca Italia. Sentiamo cosa dice. Andiamo a Trieste adesso. In termini, oggi come stiamo? Oggi stiamo in una forma, abbastanza intermedia. Di fatto abbiamo avuto un recupero dopo la pandemia, questo recupero però è fortemente decelerato negli ultimi anni. Negli ultimi 2 anni, Friuli Venezia Giulia, la crescita è stata bassa. Un quadro in chiaroscuro, quello delineato dal rapporto annuale di Banca Italia sull'economia del Friuli Venezia Giulia. La crescita c'è stata e ha recuperato il calo del 2023, ma è nettamente inferiore a quella registrata in altre regioni italiane. Se noi andiamo a guardare quello che è successo dalle crisi finanziarie, abbiamo fatto un approfondimento su questo con un'analisi dal 2007, vediamo che il Friuli Venezia Giulia è cresciuto meno, direi abbastanza meno rispetto all'Italia, 6 punti percentuali in meno, e questo è appunto collegato specialmente, direi quasi esclusivamente, agli aspetti della dinamica demografica che sta penalizzando lo sviluppo della regione in questa fase negli ultimi 15 anni. In base all'indicatore della Banca d'Italia, nel 24 il PIL regionale sarebbe aumentato dello 0,5%. In un contesto di debolezza della domanda estera, l'attività economica è stata sostenuta dalla dinamica dei consumi e della spesa pubblica finanziata anche dai fondi PNRR. La riduzione dell'export è stata del 4,5%, un trend che dura ormai da 2 anni, e a risentirne è soprattutto l'industria, ad eccezione della cantieristica. C'è anche un altro aspetto che è quello della frammentazione del sistema produttivo, cioè quindi la piccola impresa, il ruolo della piccola impresa, nel senso che noi vediamo che specialmente le dinamiche innovative sono connesse alla presenza di grande impresa e la qualità della domanda di lavoro è connessa alla grande impresa.
La movimentazione nei porti di Trieste e Monfalcone segna un più 6,3%, ma si riduce il traffico dei traghetti Ro-Ro, segno della debolezza dell'economia tedesca, mentre gli effetti della crisi del Mar Rosso sui container si sono riassorbiti nel corso dei mesi. Nel 2024 l'occupazione in regione è cresciuta dell'1,5%, soprattutto tra gli autonomi e i dipendenti a tempo indeterminato. L'automotive, settore strategico del Veneto, preoccupa non poco. Si registra un calo importante dovuto anche alla limitata domanda della Germania, principale paese di esportazione. Tengono bene i veicoli da trasporto, così come il chimico farmaceutico. Meno bene l'agroalimentare, male invece la moda. In forte rallentamento il settore petrolifero energetico, così il presidente dell'agenzia ICE Matteo Zoppas, che si sofferma sullo spettro dei dazi che ancora fa da padrone. Se l'export tutto sommato sta tenendo con un più 1,1%, si registra una flessione della produzione con un meno 1,2%. Una situazione, spiega il Presidente, meno negativa di quello che ci si aspettava. Con questi annunci dei dazi che ci sono stati, aperture, chiusure e quant'altro, e l'atteggiamento anche prudente degli imprenditori e anche degli acquirenti nel fare o non fare magazzino all'estero, ci aspettavamo un calo maggiore. A far da padroni rispetto ai dazi è stato un clima di incertezza. C'è una valutazione razionale da parte degli imprenditori di come comportarsi a seconda della situazione. Non c'è una visibilità lunga, in questo momento c'è ancora questa spada del 50% che potrebbe cadere sui prodotti esportati in America, ma già oggi ci sono delle notizie da parte dello stesso Presidente Trump che crede che le negoziazioni stiano andando nella direzione giusta. L'attività produttiva del settore manufatturiero nel Veneto orientale prolunga la fase di debolezza a inizio dell'anno, ma con segnali di lento recupero e stabilizzazione. Non si intravedono chiari segnali di svolta a breve, ma la produzione attesa stabile tra aprile e settembre dal 61,3% delle aziende. La presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, rimane cauta sui dati del primo trimestre e lancia un appello al governo. Sicuramente è un momento difficile, bisogna affrontare il tema dazi. Noi stiamo chiedendo una politica industriale italiana ed europea forte e che sappia guardare avanti con una visione di durata almeno di 3 anni. Sicuramente mettere mano al tema dell'energia, che è il tema che sta mettendo in difficoltà maggiormente le nostre imprese, e poi sicuramente sostenere gli investimenti e le imprese che investono. Costi dell'energia del 40% superiori al prezzo medio europeo e con punte dell'80%, effetti delle politiche commerciali USA, minacce di import massiccio dalla Cina come reazione indiretta ai dazi. Queste sono le principali criticità che ci chiamano tutti ad un cambio di marcia, termina la Carron. I prossimi mesi saranno cruciali per la nostra economia. Allora, quello che abbiamo sentito dalla Presidente Carron e quello che ha detto Luana Vendramini conforta anche capire che due donne sono in sintonia, due imprenditrici. Il problema è il futuro di queste imprenditrici, di questi imprenditori. Ecco, come commenta e poi come ci saluta Luana Vendramini. Io mi auguro che vengano prese delle posizioni forti, soprattutto da parte dell'Europa e del governo italiano, per aiutare le imprese in modo concreto, perché le imprese sono il motore di un paese, e quando le imprese vanno bene, a ruota poi va bene tutto il resto, compreso anche la qualità della vita dei lavoratori. Per cui questo è il mio augurio. E questo è l'augurio di Luana Vendramini, imprenditrice, che ringraziamo di essere stata qui questa mattina, di metterci la faccia e di veramente cercare anche lei di far capire che così non si può andare avanti, che qualcuno deve proteggere questa creatività che abbiamo solo noi, perché sanno copiare ma creare è difficile. Ecco, noi invece facciamo quello e siamo gli ultimi della classe, eravamo la quarta potenza mondiale, siamo gli ultimi della classe, una cosa incredibile, veramente grazie Luana Vendramini. Sentiamo anche come ci saluta la dottoressa Valentina Martin, anzi vediamo anche le immagini che ha portato di questa marcia che hanno fatto come associazione Vulnus. Dottoressa, come ci saluta, cosa vuole dire? Ecco, anche lei, ecco, un tema molto delicato e importante che è la sanità, la cura delle persone, prego. Io la saluto ringraziandola per la sensibilità che lei ha sempre verso i più fragili.
e i miei pazienti, tutti i pazienti nel momento della malattia sono fragili, ma i miei pazienti in particolare, perché comunque la patologia delle ulcere croniche cutanee è una patologia che ha poca attenzione, perché purtroppo solo chi ne è colpito e la famiglia che ne è colpita sa che cosa significa avere un'ulcera. Per cui cerchiamo di andare avanti sempre con fiducia, col sorriso e sempre dalla parte della gente e delle persone che hanno bisogno. Grazie Mirella. Grazie anche a lei dottoressa Martin, ci vedremo presto, grazie anche a Luana Vendramini. Pubblicità. Vi presento subito Gianni Oliva, giornalista storico, grazie di essere qui, veramente vogliamo anche capire, ecco, da un punto di vista anche giornalistico, anche se è quello che facciamo, ecco, la sensazione che ha anche, soprattutto Gianni Oliva, quello che si sente. Noi abbiamo avuto imprenditrici, abbiamo parlato di artigianato, abbiamo parlato di sanità, adesso vorrei parlare anche di cultura, di giornalismo e di informazione. Prego Oliva. Buongiorno, io però ho il problema che non ho sentito quello che lei ha detto. Ah, benissimo, allora devo ripetere. Ho detto che abbiamo parlato di attività, abbiamo parlato di artigiani, abbiamo parlato di sanità, adesso vorrei parlare di giornalismo, di informazione, di cultura, perché penso che forse se punteremo anche sulla cultura e sull'informazione corretta, di passi avanti si potrebbero fare. Prego Oliva. Intanto grazie dell'invito, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Io credo che la cultura sia fondamentale per far fare dei passi avanti a una qualsiasi società, ma non da oggi, da sempre, no? Quello che in fondo fa andare avanti è che le persone sprigionano le loro intelligenze, la loro curiosità, la loro voglia di ricerca. Per tutte le epoche storiche nelle quali ci sono stati investimenti nella cultura, che fosse una cultura riservata a pochi o come dall'Ottocento in poi via via allargata ai molti e oggi potenzialmente ai tutti, le società hanno progredito. Oggi, come dire, vedo una certa, soprattutto qui in Italia, capacità di investire sulla cultura, perché in fondo la cultura è anche un volano economico, no? Io ho fatto per un certo periodo di anni l'assessore alla cultura della regione Piemonte, e fare una mostra, fare un festival, fare un'iniziativa come la Fiera del Libro di Torino vuol dire avere decine, a volte centinaia di migliaia di persone che vengono sul territorio e che quindi consumano, che dormono nei nostri alberghi, che mangiano nei nostri ristoranti, che acquistano dei prodotti tipici, e quindi c'è molta attenzione alla cultura anche per il ritorno economico che garantisce. Trovo che c'è meno attenzione all'istruzione, nel senso che è vero che c'è l'istruzione aperta a tutti, obbligatoria fino ai 16 anni come istruzione, fino ai 18 come istruzione o formazione professionale o apprendistato, ma non ci sono gli investimenti adeguati. Guardi, io sono stato per molti anni nel mondo della scuola come insegnante, come preside, prima di passare all'università, e devo dire questo, che se lei oggi va in una fabbrica trova un ambiente che è totalmente diverso rispetto a quello di 40 anni fa. 40-50 anni fa una fabbrica era un luogo pieno di sporcizia, di rumore, di tute blu, di grasso, di chiavi inglesi messe per terra, di bulloni.
Oggi se vai in una fabbrica trovi un ambiente pulito, a volte fresco, tante tute bianche, tanti robot al lavoro, tanti esperti di informatica addetti alla produzione. È un mondo completamente diverso. Se entri in una scuola più o meno la stessa nella quale eravamo noi studenti 40-50 anni fa. Magari non ci sono più le lavagne col gesso d'Ardesia col gesso, ci sono le LIM, le lavagne interattive multimediali, ma i banchi sono gli stessi, le disposizioni sono gli stessi, l'organizzazione della scuola è la stessa. Ecco, da questo punto di vista credo che noi dovremmo fare dei grossi investimenti sull'istruzione, ma nel senso di modernizzarla. Pensi per esempio al gruppo classe. Noi siamo abituati ad andare in una classe, nella prima A, della media, che poi diventerà seconda e terza, poi del superiore andiamo, non so, nella prima C, che diventerà seconda, terza, quarta e quinta. Se siamo rimandati zoppicanti in matematica, magari andiamo a settembre, e se siamo zoppicanti in filosofia andiamo a settembre, ma poi se uno ha una materia sola, anche se non ha recuperato, va avanti lo stesso. In tanti paesi stranieri, nel modello francese per esempio, che conosco un po' di più, ma anche in quelli anglosassoni, ci sono i gruppi di livello. Io posso fare 5 anni al liceo e completo i 5 corsi di 5 livelli di italiano, di greco, di filosofia, se è un liceo classico. E magari ne faccio solo 4 o 3 di matematica, perché non riesco a superarli tutti. Vuol dire che avrò un diploma nel quale è certificato che ho superato i 5 cicli di italiano e quindi potrò avere accesso alla facoltà di lettere. Magari ne ho superati solo 3 di matematica, per avere l'accesso alla facoltà di ingegneria o di fisica dovrò fare degli esami suppletivi, dei corsi supplettivi. In questo siamo molto all'antica. Ecco, senta Oliva, cosa ne pensa di quei ragazzi che non hanno voluto sostenere l'esame orale, che hanno chiesto un dialogo con i propri professori? Ecco, abbiamo sentito anche delle importanti associazioni di studenti, ecco, che non si riscontrano in questa scuola, in questo modo di educare anche questi ragazzi per arrivare a un insegnamento educativo scolastico importante. Vorrebbero una scuola diversa, una scuola che gli intrigasse di più. Cosa ne pensa Oliva? Allora, che gli studenti vogliono una scuola che è più intrigante, più aggiornata, hanno perfettamente ragione. Altra cosa è fare la scena muta all'esame di maturità quando si ha già la certezza di avere raggiunto il punteggio minimo necessario. Questo non funziona. Cioè uno può contestare le regole, però finché le regole ci sono si sta all'interno di quelle regole, poi si lavora per cambiarle se uno le ritiene sbagliate. Io credo che in realtà lo sfuggire all'esame in questo modo sia un po' una scappatoia. Non so, io posso contestare il modello di lavoro che c'è in questa società e la risposta qual è? Allora, che non vado a lavorare? Sono di famiglia ricca, posso anche permetterlo. Se sono una persona normale non posso permetterlo. Quanto è importante è, Oliva, il dialogo invece con i ragazzi, il dialogo con i ragazzi, Oliva, prima di arrivare a questo, perché è un malessere che si sente. Io ho avuto un insegnante, un professore che, e lo racconto molte volte, spesso al mattino, che dice: noi il mattino quando entriamo in classe è come salissimo sul Monte Bianco, vediamo chi abbiamo sotto, i problemi che ci sono e i ragazzi, i più fragili li vediamo. Il problema è se vogliamo scendere dal Monte Bianco e toccare con mano queste fragilità e mettersi in gioco. E mi sembra che molti miei colleghi non lo facciano. È vero che è come salire sul Monte Bianco quando entri in una classe e guardi questa realtà, questa meraviglia che sono le nostre creature giovani, molto fragili anche? Ma guarda, io credo che la scuola sia uno specchio della società. Quando lei entra in una classe ha di fronte 25, 30 ragazzi, adolescenti o preadolescenti, che propongono una gamma di problemi. Sono gli stessi problemi che uno quando è in casa ritrova guardando i figli, se ha dei figli di quell'età. Fare l'insegnante vuol dire prima di tutto
sapersi rapportare a quei 25 o 30. A volte noi pensiamo che l'insegnante bravo sia quello che sa molto bene la propria materia. Sapere molto bene la propria materia è la condizione per fare l'insegnante, ma per essere un bravo insegnante non basta. Poi quella materia bisogna saperla comunicare. Per saperla comunicare ci vuole la chiarezza espositiva, ma ci vuole soprattutto la sensibilità psicologica di entrare in sintonia col gruppo classe, di essere rispetto a quel gruppo classe una persona carismatica, cioè una persona che viene seguita perché è apprezzata dagli studenti. E non è vero che per essere apprezzati dagli studenti bisogna regalare i voti, anzi, ho sempre notato che coloro che regalano i voti sono quelli meno stimati. Gli studenti non hanno paura dell'insegnante, sto parlando in generale ovviamente, dell'insegnante severo, però bisogna che alla severità corrisponda l'impegno, il lavoro, la capacità riconosciuta dagli studenti. Questo non c'è perché in Italia il sistema di reclutamento degli insegnanti prescinde da questi elementi. Cioè uno diventa insegnante perché ha fatto un concorso, in questo concorso ha dimostrato di conoscere la propria materia, ha dimostrato di conoscere la legislazione scolastica, ma non ha dovuto dimostrare di essere capace ad insegnare, perché l'unico modo per verificare se uno è capace o meno è vederlo alla prova, vederlo in atto. Ma guarda che credo si valga un po' per tutti i mestieri, cioè per fare il giornalista bisogna sicuramente saper scrivere, per fare il giornalista di televisione, oltre che sapere scrivere, essere informato su quello che uno propone, deve essere empatico, deve sapere comunicare, deve bucare il teleschermo. Questo è difficile farlo, come sceglierlo se non lo si mette, se la persona non viene messa alla prova. Ecco, la scuola, proprio anche perché la scuola ha dei numeri incredibili, credo che il Ministero dell'Istruzione abbia 1.200.000 dipendenti, tra insegnanti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, dirigenti ministeriali e quant'altro. È chiaro che con un numero così ampio è difficile fare delle scremature. Diciamo che non c'è molta attenzione a questo aspetto, ecco, che mi pare quello fondamentale, cioè creare degli strumenti di selezione che tengano conto del fatto che insegnare non è la quantità di matematica che sai, perché quella quantità di matematica la sa qualsiasi ingegnere, qualsiasi fisico, qualsiasi geometra. La tua professionalità sta nel saper comunicare quella materia che conosci. Bravo Oliva. Grazie di quello che ha detto. Saluto anche Matteo Greggio, studente universitario a Padova. Ciao Matteo, grazie di essere qui. Parlavamo di scuola, ecco, di professori, di insegnanti, molti ragazzi che vorrebbero una scuola diversa, anche un'università diversa. Cosa dici Matteo Greggio? Non so se hai sentito quello che ha detto Gianni Oliva, che è un giornalista storico ma che ha anche insegnato. Cosa vuoi dire? Com'è la situazione dal tuo punto di vista? Questo malessere che c'è, ogni settembre la scuola parte ma mancano gli insegnanti di sostegno, c'è un cambiamento anche radicale di insegnanti, molti se ne vanno al sud perché non riescono a trovare anche una casa, un alloggio, c'è un cambiamento che però non dà dei bei voti alla scuola, perché ogni anno partiamo male, sia all'università a numero chiuso, numero aperto. Cos'è che non funziona secondo te? E poi questi ragazzi che se ne vanno, 190.000 l'anno scorso sono andati via, diceva prima Luana Vendramini. Prego Matteo Greggio, come vedi tu la situazione? Allora, partiamo un po' dal presupposto che il sistema scolastico, per come è impostato adesso, risponde a un'impostazione che viene dalla riforma Gentile comunque, quindi parliamo di un'impostazione del sistema scolastico vecchia di ormai 80 anni, più di 80 anni. Ma quindi al di là di questo manca sicuramente per quanto riguarda l'insegnamento soprattutto un accesso all'insegnamento che sia accessibile, sostenibile e praticabile per fare in modo appunto che si riesca ad avere anche il numero di insegnanti che lei diceva prima, perché adesso con le ultime riforme sono stati aumentati
i costi per fare i percorsi per accedere all'insegnamento. Si parla appunto per percorsi di 60 CFU oppure di 30-12, insomma ci sono vari percorsi che successivamente allo studio universitario si devono seguire per poter avere l'abilitazione di insegnare. Questi corsi però hanno aumentato i prezzi, si parla di 3.000 euro comunque per un corso, e sappiamo che magari uno studente universitario dopo che ha finito il percorso di studi, non avendo già un lavoro, magari fa fatica a potersi permettere tanti di questi corsi, e qua già partiamo a un primo step che blocca, che impedisce anche la fluidità di un sistema di insegnamento che potrebbe essere molto molto più snello, molto più agevole, molto più diretto. Poi arriviamo quando ci si ritrova effettivamente a trovare dei posti nelle scuole. Sappiamo che anche il mondo dell'insegnamento, della ricerca, soprattutto anche se invece si vuole rimanere in ambito universitario, sono tra gli ambiti più precari, insomma i contratti faticano ad arrivare, ci sono graduatorie infinite, nonostante comunque si parli che manchino insegnanti, e questo poi però soprattutto quando si va a insegnare nelle scuole di livello inferiore va a scontrarsi con un altro fenomeno, ovvero quello del calo demografico. Quindi da un certo punto ci sarebbe bisogno di più insegnanti, anche per evitare un po' il fenomeno delle classi pollaio, che sono un problema anche per la didattica, il fatto che si formino classi da 30-35 alunni. Io alle superiori banalmente ero partito in 33 e sappiamo che più ovviamente le classi sono ridotte, più anche l'insegnamento può essere di qualità. E quindi più insegnanti per avere più classi, ma allo stesso tempo abbiamo meno giovani, quindi meno studenti, quindi si entra un po' in questo paradosso. E poi il vero tema è che in questo paese non c'è un reale investimento nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Ti ringrazio di averlo detto. Aspetta un secondo perché andiamo a Belluno, Matteo, perché c'è Mario da Belluno, poi continuiamo. Vai Mario. Pronto? Pronto? Non sento Mario? Io la sento. Lei benissimo, prego Mario. Ecco, allora volevo iniziare questa telefonata in diretta perché pensavo che mi potessero dare l'informazione che mi serviva dalla redazione, ma mi hanno detto che non potevano aiutarmi, di chiedere a lei. Praticamente io ho telefonato più volte e purtroppo lei, avendo i minuti contati, avendo tante cose da fare, sempre elegantemente riesce a porre fine alla telefonata. Certo, lo fa in buona fede, però noi di qua dall'altra parte della cornetta magari abbiamo ancora delle cose da dire, lei non ce ne lascia il tempo e va bene. Sicché volevo chiedere se fosse stato possibile comunicare con lei oppure con la redazione attraverso un contatto alternativo, social, email o qualcosa di simile. Ma qual è il problema, Mario? Il problema è che al telefono faccio sempre fatica a farvelo, e allora chiedevo... No, ma scusa un attimo, spiega qual è il problema adesso cioè non è che possiamo stare un quarto d'ora al telefono, perché come capisci ho gli ospiti e anche altre telefonate, ma qual è il problema che vuoi parlarmi? Allora, il problema è un problema nel quale nel merito sto scrivendo da 7 anni. E anche se adesso forse abbia trovato un editore che mi pubblichi qualcosa, io penso che la televisione sia il luogo adatto per comunicare nel merito di certe cose, perché l'editoria va bene, ti compri il libro, però sei tu il libro. La televisione è diversa, perché se dici qualcosa in televisione ti ascoltano milioni di persone e potrebbe fare la differenza. Ecco, la morale sarebbe questa. E la vostra sede non sarebbe neanche quella, diciamo, dedicata a fare questi discorsi, perché dovrebbe essere una rete nazionale dove si possa farlo. Purtroppo alla RAI e a Mediaset non si può telefonare in diretta. Voi siete una realtà minore e siete meglio di loro, perché almeno permettete anche a noi di qua dello schermo, diciamo, di dire la nostra, perché altrimenti noi cosa possiamo fare? Noi dobbiamo chiedere l'autorizzazione per andare in strada a manifestare dove nessuno ci sente. Ecco, la morale è questa, fare sentire la nostra voce di cittadini e di cittadine. Diciamo. E più di così io non posso fare, guarda Mario, e non posso fare un'ora solo con una telefonata, devo far parlare anche gli altri, i temi sono tanti. Però questa mattina abbiamo anche Gianni Oliva, che è uno giornalista, uno scrittore. Allora Oliva, come rispondiamo a Mario da Belluno? Cosa dobbiamo
dobbiamo fare per essere visibili, noi scrittori, noi che dobbiamo pubblicare i libri? Prego, Oliva. Beh, ma è vero che esiste oggi una grande differenza tra il pubblicare un libro cartaceo e parlarne in televisione. Parlare in televisione vuol dire comunicare con un pubblico molto più ampio, scrivere un articolo su un giornale vuol dire avere qualche migliaia di persone, non di più, che lo guardano e lo leggono, perché sappiamo bene che i numeri dei giornali sono in picchiata, in discesa, comprensibilmente, perché se io scrivo sulla Stampa di Torino, se al mattino la Stampa esce, ma se io alle 8 di mattina ho sentito il telegiornale, ho delle notizie che sono di 8 ore più aggiornate, perché i giornali chiudono a mezzanotte più o meno e quindi le notizie che ci sono più aggiornate in televisione. Sui giornali posso cercare i commenti, le riflessioni, infatti la ragione per la quale oggi nei giornali scrivono più i collaboratori esterni che non i giornalisti interni. Quanto all'accessibilità, bisogna anche vedere un po' quali sono però i temi, perché l'accessibilità su argomenti di carattere generale attraverso per esempio le televisioni locali è abbastanza possibile averla. Non lo so se è immaginabile che ci sia un canale nazionale dedicato, però bisogna anche tenere conto che i canali nazionali sono 3. In Italia siamo 60 milioni di abitanti, bisogna anche tenere conto degli spazi, del carattere generale delle cose che uno propone, perché ci sono degli argomenti che per ognuno di noi sono importantissimi dal nostro punto di vista, ma magari lo sono molto meno dal punto di vista generale. Oliva, ma è vero che si legge poco anche nel nostro territorio, si legge molto poco. Lei cosa dice? Non tornano i conti? È vero che l'italiano legge poco o non è vero? L'italiano sicuramente legge poco e per paradosso in Italia si pubblica troppo. L'anno scorso in Italia sono stati pubblicati 85.000 libri, di cui 22.000 a pagamento, e quindi escludiamoli, ma 63.000 sono stati pubblicati a proprie spese dagli editori. Quanti di questi libri sono stati venduti? Mi risulta che al premio Strega del 2024 siano state mandate 82 opere, 8 delle quali avevano venduto più di 5.000 copie. Se ci pensa sono dei numeri infinitesimalmente piccoli. Io ho scritto quest'anno un romanzo che è stato tra i finalisti del premio Bancarella. 6 finalisti al premio Bancarella, eravamo in 3 dei 6 che avevano venduto più di 10.000 copie, quindi vuol dire che si pubblica tanto e si legge poco. D'altra parte, se lei va su un tram, su una metropolitana, su un treno e prova a guardarsi intorno quanti sono le persone che hanno un libro in mano, sono pochine. Se vai in spiaggia trova qualcuno che ha in mano dei gialli, no? Che sono considerati la lettura distensiva di quando si prende la tintarella. Sicuramente siamo un paese che legge poco. Se poi andiamo a fare una statistica per età, ci accorgiamo che drammaticamente quelli che leggono sono quelli di età più avanzata, cioè la nostra generazione che in qualche modo si era formata sul libro. Oggi i giovani leggono pochissimo. Sentiamo come commenta Matteo Greggio quello che ha detto Gianni Oliva. I giovani leggono poco. Tu ad esempio, Matteo, leggi? Cosa ti interessa? Ecco, quali sono i libri che ti intrigano di più? Cosa leggi? Vogliamo anche capire dove andiamo a parare con voi giovani. Prego. Volume, Matteo? Eccomi qua. Ecco. Indubbiamente è vero che è un dato di fatto che si legga meno, che i giovani di oggi leggano meno. Io personalmente vado a periodi, non sono un lettore costante di libri, di romanzi. Si legge in modo diverso, secondo me. In primis si legge in modo diverso perché ad esempio io leggo molto comunque piuttosto giornali, riviste o comunque per motivi di studio sono anche
non dico costretto, ma perché lo faccio volentieri, però leggo. C'è un tema che secondo me è il grande tema delle nostre generazioni, ovvero quello della riduzione della soglia dell'attenzione. Siamo in una fase in cui la riduzione della soglia dell'attenzione sta diventando sempre più un problema, e questo si vede su tutti gli ambiti, perché si vede nella lettura, infatti vengono sempre più fatica, fanno anche i ragazzi a prendere un libro importante, anche grande, e riuscire a leggerlo per intero. Ma parliamo anche ad esempio sulla musica, canzoni sempre più brevi, ma questo va un po' su tutto quello che vediamo. Non si riesce più a prendersi del tempo per analizzare una cosa, per rifletterci, per riuscire a comprenderla, e se c'è della lunghezza, della complessità da analizzare, si fa sempre più fatica. Un esempio che mi capita spesso con l'associazione studentesca di cui faccio parte: ci troviamo spesso a scrivere non libri, però magari comunicati, articoli, oppure o anche banalmente i post su Instagram per condividere informazioni. Io mi ritrovo sempre nella situazione di dover stringere le informazioni, stringerle, ridurle sempre fino all'osso e semplificarle, per far sì che un contenuto riesca a girare, riesca ad essere letto, apprezzato e capito. E questo secondo me, la perdita della capacità di comprendere le complessità, unita anche al calo della soglia dell'attenzione, sarà anche un gran problema per il futuro. Potrebbe diventarlo, e questo sicuramente, vedendo tanti bambini che si ritrovano fin da primi giorni di vita su TikTok, diciamo sicuramente, ecco, questo non aiuta. Senti Matteo, cosa ne pensate di queste guerre, specialmente queste immagini che arrivano da Gaza, ecco, queste creature che non possono difendersi, che sono fragilissimi? Voi che forse leggete poco, però dove volete vi informate molto, vi intriga, soprattutto vi intrigano delle cose reali che vedete, l'ambiente, il territorio. Ecco, cosa provate a vedere queste immagini? Nel 2025 è possibile vedere queste immagini con tutta la storia che forse qualcuno ha letto, qualcuno no, ma la storia avrebbe dovuto aver insegnato qualcosa. Prego Matteo. Assolutamente, si vede che dalla storia non si impara mai, e continuamente le parole sono anche difficili da trovare, se non parole di condanna forte, di presa posizione ancora più forte, e di provare a dare una risposta che non sia solo individuale, perché rispondere a queste cose tramite emozioni individuali, prese di posizione individuali, è il modo migliore per farle continuare. Quello che secondo noi è importante è riuscire ad aggregare questi sentimenti di malessere davanti alla guerra, davanti alla fame, davanti a chi bombarda, a chi prende un pezzo di pane in coda per gli aiuti umanitari. Aggregarsi, riuscire a mettere insieme le nostre voci e farne una unica, una più grande, perché c'è anche della stanchezza e della disillusione davanti a un mondo che non migliora, e che anzi, se noi ci aspettiamo di crescere e vedere un mondo migliore, in realtà cresciamo e vediamo un mondo peggiore rispetto a quando eravamo più giovani, ecco. E questo non ci mette sicuramente buoni propositi, buone prospettive per il futuro. Dobbiamo riuscire a resistere anche emotivamente tante volte davanti a queste immagini, perché comunque tramite i social anche si viene molto bombardati spesso da immagini violente. Tante volte si parla infatti anche del concetto di pornografia del dolore. È nato questo concetto un po' dai social anche, in cui si va quasi a spettacolarizzare il dolore o a utilizzarlo come prima forma di comunicazione. Dobbiamo evitare anche questo rischio, questa deriva, e riuscire a fare dei ragionamenti che siano anche politici e collettivi a mente fredda, per capire veramente cosa non sta andando, e che dobbiamo metterci insieme per far sentire un po' delle risposte, e anche unendoci il dolore o le immagini che vediamo, se le condividiamo, se riusciamo ad elaborarle, a costruirci
una nostra presa di posizione intorno, ci danno forse un po' più di speranza che qualcosa si possa cambiare. Ecco. Guarda, ti ringrazio Matteo per quello che hai detto, soprattutto una parola mi è piaciuta molto: resistere. Ecco, voi dovete fare questo, dovete resistere, dovete essere uniti, dovete fare squadra e dovete resistere. Non è possibile che noi non abbiamo i giovani nel mondo del volontariato. Purtroppo questi giovani non li abbiamo perché non vi fidate più, non sapete chi siamo, cosa facciamo, molto poco. Arriviamo nelle scuole ma non vi intrighiamo abbastanza, non vi abbiamo intrigato abbastanza perché voi volete essere protagonisti. Ecco, qualcuno deve capire che dobbiamo rendervi protagonisti. È questo che voi volete, non c'è niente da fare, siete stanchi della lezioncina in classe. Andava bene ma adesso non basta più e vi stiamo perdendo perché anche giustamente qualcuno dice: ma come nella carta d'identità i giovani non donano? Come mai? Avete ragione, perché c'è la paura, non c'è l'informazione corretta. Sentiamo cosa dice Oliva. Abbiamo sentito Matteo Greggio. Oliva, cosa dice? Questi ragazzi che nonostante tutto esce ancora la parola resistere. Io ho avuto un'altra studentessa ospite che mi ha detto: vedrai Mirella che ce la faremo, prima o poi riusciremo un passo alla volta perché il futuro è nelle nostre mani. Tutto sommato sono anche ottimisti nonostante questo disastro che vedono. Oliva? Io sono molto ammirato ascoltando Matteo, quello che diceva, per la positività che c'era dietro. Io credo che però si debba fare, rispetto a quello che sta succedendo oggi nel mondo, un po' di chiarezza. Non è vero che oggi c'è un mondo violento e qualche anno fa non c'era. Perché la mia generazione, io sono nato nel 52, quindi tutti quelli che sono nati dopo la guerra, hanno fruito di 80 anni di pace, almeno in questa parte di mondo, non perché il diritto internazionale ha trionfato, ma perché c'era la minaccia della distruzione reciproca con le bombe atomiche, perché c'erano due superpotenze, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che avevano un arsenale atomico tale per cui potevano colpirsi l'una all'altra e prima di essere colpiti potevano fare partire a loro volta i loro missili e quindi c'era la mutua distruzione garantita. Questo ci ha conservato la pace, non la positività del diritto internazionale. Il ruolo dell'ONU oggi è svilito, ma ieri non è che non fosse svilito. Era la finzione dietro la quale si nascondeva l'equilibrio del terrore. Per la prima volta nella storia, nel 1989, un sistema di relazioni internazionali che sempre è stato basato sul fatto che qualcuno più forte comanda e qualcuno più debole obbedisce, per la prima volta nella storia un sistema di relazioni internazionali è caduto non per una guerra o per una rivoluzione, che di per sé stesso lanciano sulla scena come protagonisti dei nuovi attori, ma perché uno dei due pilastri è imploso ed è rimasto uno solo, gli Stati Uniti, che per quanto potenti e ricchi non possono fare i gendarmi del mondo, perché costa troppo fare il gendarme del mondo. Allora in questo sistema di relazioni internazionali che non c'è più, tutta la microconflittualità locale, di origine etnica, di origine religiosa, di origine politica, di origine tribale, è esplosa. L'anno scorso ci sono stati 47 conflitti nel mondo. L'informazione ci ha parlato di quello tra Ucraina e Russia e della Palestina, ma ce n'erano altri 45 nel mondo. Allora, di fronte a tutto questo, come si può reagire? Io credo che l'unica reazione sia quella di cui parlava Matteo, di cui parlava lei, e cioè partire da noi stessi, partire dalla coscienza dei singoli, partire dalla voglia di partecipare. Ecco, io credo, non voglio fare il profeta perché di mestiere faccio lo storico e gli storici hanno già difficoltà a capire il passato, figuriamoci il futuro, ma non mi stupirebbe se nel giro di qualche tempo ci fosse una reazione giovanile esattamente come c'è stata nel 68, quando eravamo giovani noi. In fondo nel 68 c'era una società vecchia, una società superata, degli interpreti che non erano più in grado di parlare e c'è stata una gioventù che si è presa il potere, presa la vita, ha fatto un sacco di sciocchezze come sempre quando ci sono dei momenti di tensione e di rivoluzione, ma ha comunque dato una svolta al mondo. Mi pare che oggi siamo
siamo di nuovo arrivati a questo punto. C'è probabilmente bisogno di un protagonismo giovanile. Io per esempio ho sperato qualche anno fa che questo protagonismo giovanile prendesse consistenza e forza a partire dai problemi dell'ecologia, che sono quelli più trasversali in qualche modo. Non è stato così, almeno non è ancora così oggi, ma sicuramente ci sarà un protagonismo femminile, un protagonismo giovanile, perché le generazioni non possono accontentarsi. E quando le garanzie nelle quali sono cresciute cominciano a venir meno, per esempio le garanzie di sicurezza nelle quali sono cresciuti, che oggi per le ragioni che dicevo non ci sono più, probabilmente i giovani prenderanno un'iniziativa, ci sarà un movimento spontaneo dalla base che avrà per protagonisti quelli che per fascia di età sono i più dinamici ed energici, ma sono anche quelli che hanno più da perdere da una situazione anchilosata, fredda, bloccata o deperita e in deperimento come quella che stiamo vivendo. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, andiamo a Padova, protesta studenti Bo, poi lo commentiamo con Matteo Greggio. Andiamo a vedere. Hanno distribuito scontrini agli altri studenti per mettere in evidenza la sproporzione nella gestione delle risorse pubbliche. Flash mob degli studenti del collettivo auto-organizzato universitario CAU di Padova contro l'aumento delle spese militari previsto dal piano europeo Rearm Europe e i continui tagli ai fondi per l'istruzione. Noi studenti e studentesse non vogliamo più sentirci dire che non ci sono più soldi per il diritto allo studio, alla sanità e un lavoro dignitoso, mentre dall'altro lato l'Unione Europea finanzia 800 miliardi di euro per armi, missili e carri armati. Noi questi 800 miliardi di euro invece li vorremmo per borse di studio, mense, studentati pubblici. A serio rischio anche la sopravvivenza dell'università pubblica, secondo gli studenti del collettivo CAU, che chiedono un blocco immediato del piano Rearm Europe e lo stop di ogni collaborazione dell'Università di Padova con aziende legate alla produzione bellica e alla guerra in Palestina. Allora, Matteo Greggio, come commenti questo servizio e soprattutto questi tagli che ha fatto Trump a queste famosi a queste università? Come l'avete vissuto, come lo state vivendo, ne parlate, cos'è che vi aspettate dal futuro? Prego. Sì, no, questi sono temi all'ordine del giorno per chi fa un po' di politica all'interno dell'Università di Padova. Sono temi reali ed è giusto che ci sia chi li porti avanti. Assolutamente il tema del riarmo è una delle più grandi preoccupazioni che abbiamo e non è solo uno slogan dire che i soldi che spendiamo nelle armi andrebbero investiti in istruzione, in sanità pubblica e insomma nel recuperare un po' anche quel welfare state che abbiamo distrutto negli ultimi 30 anni. E questa è un po' la base di ogni ragionamento. Poi se vogliamo andare a vedere la situazione americana, là io non sono per niente stupito, perché sappiamo con l'attuale amministrazione del governo Trump non mi ha colpito la scelta di chiudere, di bloccare, di provare a mettere a tacere i luoghi di istruzione, le fonti del sapere, perché sappiamo che se uno basa la sua politica sulla falsità, sulle fake news, sulla violenza e anche sull'arroganza, su un metodo comunicativo completamente arrogante e saccente, chi studia, chi ha coscienza magari critica può essere un problema, e quindi per questo poi si vanno a restringere le libertà nelle università, si vanno a colpire appunto a colpire l'istruzione, ma questa è una cosa che vediamo anche in Italia. Nel decreto sicurezza c'è anche una parte che autorizza gli agenti segreti a mettersi in contatto con le università e a poter indagare direttamente su studenti, ricercatori eccetera, in base alle scelte di ricerca che fanno. Se uno decide di intraprendere una ricerca sulla pace nel mondo contro un'imposizione di qualche sistema o qualcosa del genere, c'è il rischio che venga controllato
c'è il rischio che appunto la libertà accademica non sia più garantita. E oltre alla libertà accademica parliamo anche proprio di possibilità di sopravvivenza delle università pubbliche per il continuo taglio dei fondi. Anche adesso parliamo di tagli di 300 milioni quest'anno e 250 milioni dell'anno prossimo sul diritto allo studio, quindi sul sistema, sul FIS, che è il fondo integrativo dello Stato, il fondo che il Ministero dà alle università per pagare le borse di studio. Ma vediamo tagli anche da $500 milioni sul fondo di finanziamento ordinario, ovvero il fondo sempre che il Ministero dà alle università per sostenersi sugli aspetti generali, dal pagamento degli stipendi del personale alla possibilità di investire in strutture migliori. Quindi tornando anche alla parola di prima, dobbiamo continuare a resistere anche davanti a queste cose. Grande Matteo, grande. Senti Matteo, ma secondo te il popolo italiano è sempre stato un popolo molto erudito e poco colto, oppure vedi un 50 e un 50? Questa non è una domanda facile. Non è una domanda facile. Diceva poco erudito e molto colto, o il contrario? Molto erudito e poco colto. Allora, secondo me non saprei dare una risposta generale, diciamo. Possiamo dire 50 e 50. Diciamo, in Italia c'è cultura, indubbiamente c'è cultura in Italia, questo è innegabile, se no non saremmo anche invidiati nel mondo, sia da un punto di vista storico sia da un punto di vista anche attuale, se no non avremmo i cervelli in fuga di cui parlavamo prima, eccetera. Anzi, ultimamente guardando le nuove generazioni mi sa che la parte erudita è quella che sta un po' venendo a mancare. Volevo sapere proprio questo. Sentiamo cosa ne pensa Gianni Oliva di questo popolo meraviglioso, di questa creatività che abbiamo nel DNA, però bisogna saperla anche tirare fuori a questi ragazzi. Pensa Oliva che ho avuto un ragazzo di 22 anni che ha scoperto una stella variabile, la stella variabile bellissima. E lui ha detto una cosa molto importante: io a scuola non l'avrei mai trovata questa stella, e neppure su internet. Solo andando all'osservatorio astronomico sono riuscito a fare questo, perché sono stato intrigato e affascinato, ma io non avrei mai immaginato di diventare così. Cosa ne pensa Oliva? Prego. Beh, anche in questo sono d'accordissimo con Matteo. Siamo un popolo dove c'è una grande cultura, ci sono dei grandi uomini di cultura, c'è pochissima erudizione. E poi, per carità, erudizione è un termine che ha una valenza negativa, nel senso che vuol dire sapere tante cose e non saperle usare. È un po' il Don Ferrante dei Promessi Sposi, no? Che sapeva tantissime cose ma poi non riusciva ad usarle se non sotto forma di citazione. Direi che in Italia c'è una grande cultura, non c'è abbastanza istruzione, più che erudizione. Poi io penso che ogni generazione sconta una differenza tra le forma mentis di chi insegna e quella di chi impara. Allora, quando siamo andati a scuola noi negli anni 60-70, avevamo di fronte degli insegnanti, quelli sì molto eruditi, che sapevano moltissime cose e che ci consideravano degli ignoranti perché ne sapevamo molte meno, per esempio perché non volevamo studiare le poesie a memoria. Noi volevamo un sapere critico, volevamo sapere poche cose ma saperle usare. Quando siamo andati a nostra volta in cattedra abbiamo proposto ai giovani questo sapere critico nel quale ci eravamo formati, ma abbiamo avuto davanti una generazione che non voleva il sapere critico, voleva il saper fare, perché perché la forma mentis dei più giovani è fatta di applicazione, non di teoria. Non so, la mia generazione quando ha un cellulare nuovo istintivamente va a cercare le istruzioni per sapere come fare. Nessun giovane con un cellulare nuovo va a cercare le istruzioni, comincia a smanettare e facendo impara come funziona. Ecco, abbiamo sempre avuto queste, come dire, discrepanze tra chi insegna e chi impara,
che oggi sono diventate più evidenti perché c'è una maggior velocità di cambiamento e quindi questo si percepisce meglio. Dopodiché restiamo un paese di grande cultura, dove ci sono delle grosse capacità, ci sono delle genialità. Dovremmo dare a queste genialità delle occasioni maggiori per esprimersi. Allora il fatto che questo ragazzo abbia fatto questa scoperta andando all'osservatorio astronomico e non l'avrebbe sicuramente fatta con i libri o con le ore di lezione è sicuramente significativa. D'altra parte tutte le ricerche sono fatte di applicazione, non sono fatte di teoria che si impara e si ripropone. La teoria è lo strumento attraverso cui si fa la ricerca, ma poi la ricerca deve essere fatta sul campo. Matteo, quello che volevo anche chiederti, come mai mancano così tanti ragazzi nel mondo del volontariato? Come mai non riusciamo a mettere assieme anche questo mondo di fragilità con il vostro aiuto? Parlo in generale naturalmente. Ecco, cos'è che, di cosa non vi fidate? Voi vi troviamo spesso forse nelle associazioni animalistiche, forse nelle associazioni ambientalistiche, forse vi fidate di più, tutto il resto non è che vi intrighi più di tanto, forse abbiamo dato delle informazioni sbagliate, non vi abbiamo fatto conoscere veramente cos'è il mondo del volontariato, il vero volontario qual è. Cosa ne pensi, Matteo? Io personalmente ho fatto esperienze di volontariato in città. Allora, sicuramente ci sono un paio di cose da considerare. Uno, la perdita di attrattività anche delle parrocchie, delle realtà cattoliche, cristiane, che sono sempre state comunque una grande fonte anche di mani di volontariato, eccetera. Poi sicuramente c'è un dato economico, ovvero che la situazione che abbiamo attualmente rende più difficile potersi permettere anche di scegliere il volontariato come strada, e questo è stato anche una cosa che ho affrontato io a un certo punto. Potevo scegliere tra fare un servizio civile comunque che non è volontariato però ci si avvicina di più, o andare a lavorare. Alla fine ho scelto di andare a lavorare. Poi ci sono anche tantissimi altri che riescono magari a fare percorsi di servizio civile, eccetera. Forse manca, non penso ci sia una mancanza di fiducia, ma forse più quasi una cosa un po' precedente, certe volte una mancanza proprio di legame prima che di fiducia, una mancanza di sentirsi di appartenere a una società, a un qualcosa che va oltre di te e che ti permette di guardare anche all'altro. E questo è frutto di tutti i processi sociali e politici che abbiamo vissuto negli ultimi anni, di un mondo sempre più individualista, di un mondo che punta a dividere le persone, a far pensare le persone a se stessi, alla propria carriera e al come emergere rispetto agli altri, piuttosto che insegna alle persone come prendersi cura delle persone che ha a fianco. Cosa ne pensi, Matteo, dell'intelligenza artificiale, questo strumento che mette molto in apprensione persone addetti ai lavori, se non abbiniamo la parola etica, sì intelligenza artificiale, ma andiamo a vedere chi gestirà questa intelligenza artificiale. Voi come la vedete? Questo nuovo strumento arrivato, poco conosciuto da molti, specialmente i diversamente giovani, parla di algoritmi, i diversamente giovani non sanno neppure adoperare, poveretti, il cellulare, pochissimo, ma nessuno gliel'ha insegnato, non perché non volevano imparare. Ecco, cosa ne pensi? Quale futuro vedi? Prego, Matteo. Allora, io sono un po' un'eccezione nella mia generazione, ovvero non ho mai ancora aperto ChatGPT, non sono interessato per il momento ad usarla, preferisco arrangiarmi
un po' su tutto. Anche se devo fare una banale ricerca su internet, piuttosto apro 4-5 risultati in più, piuttosto di leggere le sintesi dell'intelligenza artificiale che ti dà tutto subito. Un po' tornando anche al discorso che facevamo prima. Sulle prospettive future, nonostante questa mia posizione personale, puramente personale e anche di inclinazione, penso che sia uno strumento che ha delle potenzialità infinite, ma dovremo stare attenti a come gestirla, a come usarla e a chi la gestisce, perché poi c'entra tutta la questione del trattamento dei dati, della privacy, eccetera. Sappiamo che i dati sono ormai una delle più grandi nuove ricchezze del XXI secolo, XXI, e avere la proprietà di dati è una cosa che ti permette di essere tanto potente, diciamo, di accumulare potere, avere dati delle persone, profilazioni, eccetera. E questa è una cosa che dovremmo essere bravi nel sviluppare sistemi di garanzia, di protezione, di privacy per chi utilizza queste tecnologie. E sul mondo del lavoro inevitabilmente ci sarà una trasformazione. Ogni cambiamento tecnologico porta a delle trasformazioni nel mondo del lavoro. Il tema è che negli ultimi anni questi processi tecnologici, cambiamenti tecnologici sono venuti tutti in tempi sempre più ristretti, sempre minori, quindi l'adattamento poi del mercato del lavoro è sempre più complesso, perché meno tempo si ha per adattarsi a una nuova tecnologia, e non solo da un punto di vista tecnologico ma anche da un punto di vista etico, da un punto di vista di pensiero delle persone. Più bassi sono i tempi, più si fa fatica. Sentiamo anche come commenta, ecco, grazie Matteo, sentiamo anche Gianni Oliva, poi vediamo anche le copertine dei suoi libri, questa intelligenza artificiale che preoccupa molti perché ci sono dei vari punti di domanda, chi gestirà? Abbiamo sentito Matteo che ha detto non è che mi interessi più di tanto, preferisco fare altro, però bisogna vedere come sarà, chi gestirà questa intelligenza artificiale. Prego Oliva. Ma io penso, io non l'ho mai usata e non credo la userò per limiti generazionali rispetto alle nuove tecnologie. Penso due cose. Allora, la prima è che tutto ciò che viene scoperto non è qualche cosa che deve sostituire quello che c'era prima, deve integrare. Quando hanno scoperto la fotografia alla fine dell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, hanno pensato che fosse finita la pittura. In realtà è finita forse la ritrattistica, sono finiti i vedutisti, ma non è finita la pittura. La pittura dà una interpretazione personale, emotiva di quello che l'occhio vede, che la fotografia non dà. La fotografia ti dà solo l'oggettività di quello che vedi. Probabilmente con l'intelligenza artificiale si può scrivere un romanzo, mettendo insieme delle parole, o un saggio storico, ma penso che un romanzo che ha una parte di emotività e di approccio emotivo continui a essere una cosa diversa da quello che produce l'intelligenza artificiale. Qui vediamo le copertine dei suoi libri, Oliva, ce le spieghi allora cosa sono queste copertine, cosa vogliono dire, che messaggio vuole dare con questi libri, prego. Io ho scritto tanti libri di saggistica storica, quelli che vedo adesso, I grandi industriali del Piemonte, è uno studio su come e sul perché è nata l'industria a Torino all'inizio del Novecento. Questo sulle foibe è stato pubblicato nel 2000, è uno dei primi libri che hanno in qualche modo sdoganato le foibe, trasformandola in un elemento di conoscenza nazionale e non di battaglia politica tra negazionisti e appropriatori. Il tesoro dei vinti è un libro che riguarda la morte di Mussolini e il tesoro vero o presunto che aveva con sé e che è stato in parte recuperato, in gran parte disperso. C'è stato un processo a Padova che è andato metà degli anni 50, che ha cercato di rendere ragione di dove erano finiti questi soldi. Questo è un libro invece sulla storia
legione straniera, nata in Francia nel 1831 con soldati stranieri che però combattono inquadrati nell'esercito francese, comandati da ufficiali francesi, a cui la Francia dà due opportunità: la prima di cambiare nome e quindi di cominciare la vita, la seconda, dopo 5 anni di militanza, la cittadinanza francese. Il primo che aveva fatto vedere invece era un romanzo, il Pendio dei Noci, ambientato sul Monte Grappa, quindi vicino a Vicenza, da voi in Veneto, ed è un romanzo d'amore di ambientazione storica, perché alcuni dei protagonisti si ritrovano poi sul Monte Grappa nel 1918. Grazie veramente grazie a Gianni Oliva. Io volevo chiudere con Matteo Greggio, questo giovane. Matteo, spiegami qual è la paura del diverso, che molti diversamente giovani hanno, questo colore specialmente diverso, fa paura il colore specialmente nero, ecco, si fa fatica ad accogliere, a integrare, ecco, forse i messaggi sono arrivati anche nella maniera sbagliata, e soprattutto questa rabbia che c'è in molti giovani che la tirano fuori nella maniera sbagliata, facendosi anche molto male, oltre a fare male alla comunità, fanno del male molto a se stessi, poi alla fine pagheranno. Ecco, cosa ne pensi? Cos'è questo? Cos'è il diverso? Ecco, visto da un giovane e visto da un diversamente giovane. Il diverso innanzitutto è un tema storico, mi sento di dire. Penso anche un po' al contesto in cui siamo qua in Nord Italia, in Veneto. C'è questo video che è diventato abbastanza virale durante la pandemia, mi sembra, del regista e attore Andrea Pennacchi, in cui un video di base contro il razzismo, che partiva dicendo che gli immigrati, dicendolo in parole corrette e non caricate come faceva Andrea nel video, che gli immigrati in Nord Italia hanno fatto quello che non sono mai riusciti a fare gli immigrati del Sud Italia verso il Nord. Infatti c'è questa trasposizione dell'odio verso il diverso prima da chi arrivava dal Sud e poi invece di chi arrivava da più Sud ancora, diciamo. E questa è una riflessione interessante, perché la paura del diverso è una cosa che è un po' congenita alla nostra natura da un certo punto di vista, perché siamo sempre stati un po' affascinati da un certo punto di vista, ma spaventati anche da quello che non conosciamo, da quello che è diverso da noi. E nella storia ci sono state varie forme di questo, perché ad esempio il periodo in cui l'uomo di colore veniva preso e considerato come esotico, messo in una gabbia perché era una cosa esotica da ammirare, da andare a vedere in un circo, eccetera, solo per il fatto che aveva la pelle di un altro colore, sono tempi che non dobbiamo dimenticarci. Abbiamo superato per fortuna questa concezione, anche perché abbiamo iniziato a conoscere queste persone, a conoscere le culture diverse dalle nostre, e noi dobbiamo continuare a coltivare questa conoscenza, questo scambio, secondo me. Non dobbiamo bloccarci davanti alla paura, dobbiamo comprendere, perché comprendendo anche quelle che sono le caratteristiche culturali, sociali e anche e soprattutto personali e familiari, quando si va a vedere come si comportano i nuclei familiari, vai a comprendere tanto di come funziona la società anche, e così, solo così, andando a provare a comprendere, non emarginare, si potrà anche cambiare un po' l'atteggiamento di giovani, come dicevi te, che poi non si sentono accolti nella società in cui vengono inseriti, in cui arrivano, che non conoscono. Come ci saluti, Matteo? Con quale parole vuoi salutarci? Quale messaggio vuoi lasciare qui a Sveglia Veneti? Ti ringrazio per essere stato mio ospite questa mattina. Prego. Ne approfitto, saluto rilanciando un tema molto importante, visto che siamo in Veneto e parliamo di Veneto. Ci saranno le elezioni regionali, informiamoci,
e informiamoci, non diamo per scontato niente e capiamo secondo me, se è possibile, di poter cambiare qualcosa in questa regione. Sai Matteo che io sono da 2 anni, 3 che dico che darei il voto ai sedicenni, come lo fanno d'altra parte in altre parti d'Europa. Certo. E penso che non vogliono dare questo voto perché hanno paura. Hanno paura dei giovani, hanno paura che riescano a fare un cambiamento che non c'è e penso che questa paura regni sovrana in politica. Cosa ne pensi? Assolutamente. Io parlo e penso al voto ai 16 anni da quando ho 16 anni praticamente, in cui nelle prime attività, assemblee politiche con le associazioni studentesche, con le reti degli studenti medi, ci interrogavamo: ma noi vogliamo votare o no? Pensiamo di avere gli strumenti per votare o no? Noi pensiamo che sia importante affrontare questo percorso e vada affiancato però da un processo delle istituzioni che diano gli strumenti a chi è più giovane di poter iniziare prima a capire la società, a capire i processi politici anche che poi ti portano a votare con consapevolezza, perché non possiamo neanche pretendere di dare il voto ai sedicenni e sperare che questi vadano a votare, sperare che esprimano consapevolmente il proprio voto. Cosa che non succede in nessuna fascia d'età, secondo me, la piena consapevolezza del voto, ma che se si inizia prima si impara meglio, ecco. Grazie, veramente grazie anche a Matteo Greggio, studente dell'Università di Padova, rappresentante di questa associazione UDO che raggruppa gli studenti universitari. Grazie di essere stato con noi, grazie a Gianni Oliva ancora, giornalista storico, pubblicità. Un'altra associazione importante, Anvolt. Chi è Anvolt e siamo con? Allora, io sono Claudia, sono una volontaria di Anvolt, l'Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori. Abbiamo la nostra sede a Mestre e gestiamo gli accompagnamenti per i trasporti per i malati oncologici presso le varie strutture ospedaliere del Veneto e fornendo anche un supporto psicologico ai familiari e al paziente stesso ovviamente. E abbiamo poi un ambulatorio dove si fa prevenzione ginecologica e la mappatura dei nei per la prevenzione del melanoma sempre a Mestre in via Miranese. Cosa vuol dire prevenzione? È una parola magica, forse la donna la fa più dell'uomo, però bisogna farne di più. Ma non è detto, diciamo che la prevenzione ormai sta diventando una cosa fondamentale sia per l'uomo che per la donna, su aspetti diversi ovviamente a livello fisico, però insomma è fondamentale perché con la prevenzione, con il controllo periodico, con le visite, con le ecografie si possono prevenire purtroppo questi brutti mali che stanno avendo sempre di più sopravvento, perché noi ci rendiamo conto che giorno per giorno abbiamo sempre più lavoro da fare per accompagnamenti, per i malati, quindi la prevenzione è assolutamente una cosa fondamentale che deve diventare una nostra propria abitudine. Grazie, veramente grazie e complimenti. Grazie. E Roberta Ruga è qui con noi, grazie a Roberta Ruga, veramente grazie anche per quello che abbiamo sentito, per aver partecipato a questo villaggio delle associazioni. Io le ho invitate tutte, Roberta, tutte soddisfatte, contente, vogliono ritornare, riprovarci, stare assieme, conoscerci, bellissimo. Saluto anche Marco Zecchinel, presidente Confapi Venezia, grazie a Marco Zecchinel di essere qui. Cosa ha portato? Vediamo qui una bocciolina, cos'è? È una borraccia in acciaio inossidabile e rientra un po' in quegli stili di vita fuori, che dovremmo cominciare ad avere tutti, perché purtroppo dobbiamo sapere che il nostro ambiente, diciamo, non apprezza molto la plastica. Tra l'altro l'Italia è un paese molto indietro rispetto a questo, perché si beve molta acqua in bottiglia di PET. L'acqua in bottiglia di PET, come le bevande zuccherate in bottiglia di PET, sono quanto di meno sostenibile esiste al mondo.
e quindi i ragazzi giovani ormai ormai hanno la consuetudine, imparano tra l'altro all'asilo perché cominciamo a dargli. Loro sono molto più avanti di qualcun altro. In questo caso sono più avanti, più avanti di noi, insomma. È una scomodità in più avere una borraccia rispetto a una bottiglia di plastica, però l'ambiente effettivamente loro ci tengono molto all'ambiente, anche da piccolini, devo dire la verità. Io sento molte volte, mamma, la mia borraccia me l'hai messa? Esatto. Dov'è la mia borraccia? Vuol dire che io ho dopo la borraccia. Esatto, dovremmo cominciare anche noi anziani. Bravo, bravissimo. Allora, Roberta Ruga, grazie di essere qui. Abbiamo visto questa intervista, questa piccola intervista che ho fatto a tutte le associazioni che hanno partecipato al villaggio. Allora facciamo il resoconto, il bilancio di questi 4 giorni. Prego Ruga. Buongiorno a tutti, ciao Mirella. Allora, il villaggio ha rappresentato per la nostra associazione sicuramente la possibilità di essere a contatto con il territorio. Spesso mancano per il mondo dell'associazionismo punti di contatto con i potenziali utenti, ma anche banalmente con chi non ci conosce, perché è uno dei principali problemi nel mondo delle associazioni, appunto la mancanza di opportunità. Quindi il villaggio è stata un'esperienza che dal nostro punto di vista, credo anche dal punto di vista delle altre associazioni, ha rappresentato appunto la costruzione di una rete di contatti utili. Abbiamo avuto la possibilità di distribuire il nostro materiale informativo, di informare riguardo alle iniziative che rivolgiamo appunto ai malati di tumore, alla prevenzione, alle visite ginecologiche e dermatologiche. Quindi sicuramente queste esperienze sono un punto di partenza per poi creare la rete di cui sappiamo si ha tanto bisogno oggi, la rete che si fatica a costruire a causa anche sia non conoscersi, ma anche proprio del banalmente non capire come costruirla. Quindi io sono assolutamente disponibile ovviamente alla costruzione di questa rete e a partecipare a iniziative future di questo tipo, e credo che sia stato davvero sia stato un bel lavoro, una bella esperienza fatta di relazioni, ecco. Grazie Roberta, veramente grazie per queste parole. Ecco, l'importante era capire se avevamo centrato l'obiettivo. Devo dire la verità che ormai sono 15 giorni che invito sempre tutte le associazioni che sono venute, che hanno partecipato al villaggio, e devo dire che le testimonianze che ho avuto sono tutte molto positive. Questo ci fa piacere in un ambiente come stiamo vedendo da queste immagini che abbiamo fatto col drone, meraviglioso, bellissimo, all'aria aperta, ritrovarci, respirare il vero mondo del volontariato, e veramente abbiamo capito che noi ci siamo, bisogna fare squadra. Allora, prima di sentire Zecchinelli abbiamo Nadia da Treviso. Ciao Nadia. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io ho telefonato, ieri ho avuto un esame che mi era stato prescritto dall'oncologo e in tempo. Io non aspetto mesi, bisogna vedere cosa scrivono e cosa si ha bisogno, perché ho fatto un ecocardiogramma e devo elogiarmi col cardiologo, 40 minuti di ecocardiogramma, dove l'altra volta una dottoressa ci ha impiegato, ma è proprio pignolo, veramente. E io quello che mi ordinano l'oncologo, non aspetto questi tempi, non so se è una corsia preferenziale per la malattia che abbiamo, perché tutti non aspettiamo mesi, quello che dice viene fatto. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ecco, e volevo dire appunto grazie a te Nadia per questa telefonata, i complimenti che fai sempre a queste persone che coccolano, questi pazienti, così dice Nadia, ci sentiamo coccolate. Nadia è una malata oncologica. Roberta Ruga, come commentiamo? Beh, io mi sento di dire che l'intervento della signora Nadia sia sicuramente un'esperienza vissuta da
tante persone. L'avere la possibilità di entrare a contatto con medici che svolgono il loro lavoro in maniera meravigliosa e a dover purtroppo sottostare a dei tempi di attesa lunghi a livello anche ospedaliero è un po' lo scotto, ecco, che stiamo pagando e che abbiamo pagato poi nel tempo e che anche noi come associazione viviamo nelle richieste che riceviamo. Mi sento di condividere il fatto che la prevenzione sia fondamentale e che ci debba essere un collegamento e un accesso maggiore da parte anche delle amministrazioni comunali al mondo dell'associazionismo, soprattutto dell'associazionismo sociosanitario. Realtà come la nostra, ma al di là della nostra ci sono tantissime realtà che operano in questo settore e vanno a integrarsi al sistema sanitario per dare tempi di attesa, offrire tempi di attesa meno lunghi. Credo che sia un'opportunità da sfruttare. Ecco, va sensibilizzato il nostro contesto, non solo lato persone ma anche lato amministrazioni, quindi mi trovo d'accordo con la signora Nadia riguardo questo. Grazie Roberta, grazie anche a Nadia veramente che ci mette sempre la faccia, diciamo così, con queste telefonate, che si complementa anche per questi percorsi molto difficili che fanno queste persone malate di questa malattia che però riescono finalmente a parlare. Ecco, la parola tumore, cancro non fa più paura come una volta, si parla, si fa prevenzione e grazie anche al mondo del volontariato devo dire che ha aiutato molto a fare questo e le donne si sono messe in gioco, meno l'uomo, è inutile, io la penso così. Ecco, Zecchinel poi racconterà anche quello che lui vede anche da uomo, da persona non maschile, ma la realtà è questa. Ecco, noi siamo molto più avanti, aiutiamo molto di più, siamo molto più nel pezzo di voi. Ecco, io prima, Zecchinel, ho avuto Luana Vendramini, per tornare anche alla Confapi, un'imprenditrice nel settore calzaturiero, la quale invece è molto preoccupata perché la parola resistere, ecco, la parola che ha usato il nostro Matteo Greggio, questo studente, bisogna resistere, ma ce la faremo a resistere, c'è una preoccupazione specialmente nelle piccole e medie attività degli artigiani, soprattutto, che fa un po' paura. Ecco, questi mercati diversi, non più l'America ma l'Asia, l'India, sì, noi comperiamo là a costi molto bassi, ma noi cosa venderemo a queste realtà che vivono con 90 rupie al mese? Prego Zecchinel. Vabbè, allora il tema del resistere insomma è parte della professione dell'imprenditore, perché l'imprenditore deve avere per forza una connotazione ottimistica. Fare l'imprenditore significa credere nel futuro. Tra l'altro credere nel futuro oltre a quello che magari credono gli altri, no? Io dico sempre che non è solo un esercizio matematico fare l'imprenditore, altrimenti i commercialisti sarebbero tutti grandi imprenditori, perché sanno fare bene il conto. Invece l'imprenditore è quello che dice 2 più 2 potrebbe fare 7 fra 5 anni e ci crede su quella cosa lì, perché se non è ottimista non fa l'imprenditore. Insomma, c'era Berlusconi che diceva sempre mai visto pessimisti di successo, e quindi insomma io credo fortemente in questo. Nonostante questo, insomma, l'imprenditore deve avere la lucidità di guardare a quello che è il mercato e la situazione per poterlo interpretare. Certamente il calzaturiero risente più di altri settori, anche come l'automotive, perché insomma c'è una crisi del mercato del lusso che ha coinvolto le nostre produzioni artigianali che sono di alta qualità e quindi costano denaro, e naturalmente vi è da un lato una contrazione di alcuni mercati, quello cinese insomma che non acquista più lusso come un tempo, perché acquista un lusso che è prodotto lì e quindi non lo importa più dalle prestigiose marche e dai nostri ottimi artigiani, e dall'altro c'è la questione incombente dei dazi di Trump che in parte sono già stati messi, che giustamente ci portano a dire se gli Stati Uniti valgono 70 miliardi di euro di export italiano, non è che li recuperiamo in Nigeria, in India, e soprattutto chiunque abbia lavorato e fatto l'imprenditore sa che per fare una rete commerciale ci vogliono anni ci vogliono, quindi non è che uno dice andiamo in India. Uno, perché l'India ha tutta una serie di barriere protezionistiche che o ha o metterà sicuramente, perché comunque il mondo va incontro ad un nuovo disegno. Prima era libero mercato dovunque, adesso tutti i paesi proteggono i loro mercati interni. E quindi per creare una rete commerciale ci vuole denaro, ci vuole forza, ci vuole tempo, ci vuole la vita dell'imprenditore. Quindi insomma non è una situazione così semplice da affrontare.
E come vede il mercato, specialmente il mercato italiano, fatto di piccole e medie realtà, sì multinazionale, ma noi siamo cresciuti e siamo diventati la quarta potenza al mondo con le piccole realtà, con questi, prima giustamente Gianni Oliva parlava di questi grandi industriali del Piemonte, ma noi abbiamo avuto i grandi industriali in tutto il nostro territorio del nord, grandissimi industriali, anche del sud, ma molto al nord, certo. Molti con la quinta elementare, ma sono diventati dei capitani di industria fantastici, erano molto eruditi, ecco, forse meno colti, ma molto eruditi, con questa creatività che poi è andata sempre più scemando perché non è stato supportato questo artigiano che aveva invece bisogno di supporto, perché arrivava il mercato globale, non era preparato, qualcuno doveva difenderlo. Prego Zecchinelli. Sai Mirella cosa avevano quegli imprenditori semi-analfabeti che hanno creato quegli imperi multinazionali che oggi sono vanto del nostro paese? Restituivano al territorio, che è una caratteristica che invece multinazionali non hanno. Questa è la grande differenza e questo comincia a mancare. Per il resto io ti posso dire, abbiamo avuto la nostra assemblea ieri, quindi ci siamo ritrovati tra imprenditori e io ho detto che la grande impresa in questo paese non esiste, perché tu devi sapere che solo lo 0,4% delle imprese italiane ha più di 250 dipendenti, sono 4.000 aziende, 4.000 aziende sono niente rispetto al panorama delle imprese italiane, quindi quello italiano è un panorama di piccole imprese che devono imparare però anche a farsi rappresentare, a mettersi insieme. E sono un tessuto fondamentale, perché tu prima parlavi di volontariato e quant'altro. La piccola impresa restituisce valore al territorio perché sostiene l'associazione di volontariato, sostiene la squadra di calcio, è una specie di ammortizzatore sociale. Quando invece cambia proprietà e diventa per esempio di un gruppo multinazionale straniero, questa cosa qui si interrompe subito. Tant'è vero che se noi guardiamo i tavoli di crisi regionale, la maggior parte di quelle aziende sono aziende che erano di proprietà italiana e poi passano a una multinazionale, a un fondo che naturalmente ha una logica solamente algebrica, quindi di conseguenza se non rende si chiude. Ma invece c'è una logica di responsabilità che è connessa col nostro lavoro, con quello che facciamo noi, perché il nostro territorio è fatto di valori anche importanti e quindi di conseguenza abbandonare lavoratori, abbandonare quello che si è costruito per un imprenditore è una cosa molto più difficile rispetto a uno che magari abita in un attico a New York e dice in Italia leviamo e mettiamo in Romania. Però quello che al momento traspare è anche la mancanza di manodopera. Queste aziende che cercano veramente dei numeri incredibili che al momento non abbiamo, si fa fatica anche a fare formazione, come mai? Eppure la richiesta è talmente alta che dovrebbe far riflettere qualcuno. La formazione può essere fatta anche con una robotica, ma può essere fatta anche con dei lavori umili, perché noi abbiamo bisogno di tutto, noi non facciamo più niente, noi compriamo tutto e abbiamo bisogno di tutto se vogliamo mandare avanti le aziende che abbiamo. Sì, qui c'è anche di base un dato demografico, insomma, c'è un calo costante della popolazione, un suo invecchiamento e quindi naturalmente questo si esprime anche nel fatto che ci sono meno lavoratori. D'altra parte in Italia ormai sono quasi 5 anni che nascono meno di 400.000 bambini. Tra gli anni 60 e gli anni 70 nascono 1 milione l'anno, quindi è ovvio che sono 400.000 bambini, sono 350.000 bambini, la metà sono donne, quindi di conseguenza il parco disponibile di donne fertili diminuisce costantemente e quindi questo qui è un problema demografico del quale dobbiamo prendere atto e dovremmo responsabilmente trovare delle soluzioni che possono essere quelle di integrazione, che possono essere quelle di aiutare effettivamente la natalità invece di svantaggiarla, perché paradossalmente tu che fai anche volontariato con l'Emporio Solidale e quant'altro sai benissimo che una famiglia numerosa è svantaggiata rispetto ad un singolo sostanzialmente, fa più fatica a tirare avanti, quindi queste qui sono tutte tematiche che andrebbero affrontate, insomma sono elementi complessi, ma la differenza la facciamo se prendiamo i problemi, li analizziamo e cerchiamo le soluzioni, perché se ci lamentiamo e basta non andiamo da nessuna parte. Io però sento tanto parlare e poco agire, nel senso, io l'altro giorno ho avuto un ospite, un sociologo, che ha detto una volta anche gli italiani partivano, andavano all'estero con un contratto di lavoro, sapevano quando arrivavano dove andare.
Perché non si fa anche qua o si fa così poco? Eppure noi cerchiamo anche, vediamo tantissime persone, lei sa Zecchinai come la penso, perché io conosco queste persone, vado a trovarli, vado a cercare anche di capire com'è la situazione, che non è vero che non sanno lavorare. Il problema è che non hanno il famoso colore del cartellino per essere inseriti nel lavoro, ma questo colore non è che arrivi in 10-15 giorni. Non è il caso invece di iniziare a capire chi abbiamo, chi sa fare cosa e iniziare a fare lavorare, perché ho capito che paghiamo le cooperative, certo, e mi va benissimo perché sennò questi qua non sapremo neanche dove vanno, ma iniziare a capire chi c'è dentro, chi può essere, perché io conosco persone minimo che sanno 3 lingue, sanno fare i falegnami, sanno lavorare la terra, o non so se l'ho già detto ma lo ripeto, chissà che qualcuno riesca a capire, e perché veramente non è che possiamo aspettare che nascano i figli, che diventino grandi, che poi inizino a lavorare, sì, certo, appunto, e intanto le nostre aziende cosa fanno? Certo. Il diverso che fa così paura, specialmente i diversamente giovani, noi non ai giovani, abbiamo sentito anche Matteo Greggio. Guarda, dice una cosa molto vera. Io tra l'altro parlavo con una persona, insomma, che si occupa proprio di questo, insomma, dell'arrivo dei migranti, insomma, di come vengono gestite le prefetture, e mi diceva, ti aggiungo una cosa interessante rispetto a quello che dicevi, che praticamente noi quando uno sbarca gli chiediamo un sacco di cose, come ti chiami, dove vai, che famiglia hai, da dove viene, ma non gli domandiamo che lavoro sai fare. Infatti mi ha molto sorpreso questa cosa, perché non è previsto, insomma, la prefettura non è che deve poi inserirlo a lavoro, deve solo inserirlo su un canale che poi è giuridico, di tribunali, di valutazione se ha diritto o no all'asilo e quant'altro, ma e poi il collocamento nei CAS e tutto questo sistema. Però nessuno gli domanda tu che lavoro facevi al paese tuo, e quindi di conseguenza c'è un certo gap, insomma un deficit rispetto a questo. E come tutte le cose, come tutti i problemi sono delle cose che possono essere delle cose che ti portano al disastro, oppure possono essere delle opportunità perché riesci a gestirli. È una cosa molto difficile. Naturalmente bisogna partire dal principio che deve esserci una presa di coscienza anche sociale. E non siete voi, no? Che siete quelli che dovranno sedersi al tavolo per capire veramente di accelerare, perché non è che possiamo aspettare in eterno, queste aziende possono aspettare in eterno. Giustamente Luana Vendramini diceva, noi non possiamo aumentare gli stipendi come siamo presi, è difficilissimo per noi. Allora la politica, siccome la politica sta molto bene, ce lo diciamo, vero? Sta molto bene, forse non riesce a capire che sarebbe il caso più di parlare, di agire, perché noi abbiamo bisogno di questa parola, perché di tavoli, di parole a fiumi, a valanghe, forse la parola agire sarebbe quella che serve al momento. Torno al discorso che ti facevo prima, una responsabilità anche degli imprenditori che non fanno, già l'imprenditore italiano, in particolare del nord-est, non è molto bravo a fare sistema, a fare rete. Tant'è vero che quei grandi imprenditori che descrivevi tu, che hanno creato dei distretti, in realtà si sono creati che c'era uno che lavorava, poi praticamente quell'altro è venuto via l'azienda, ne ha fatto un'altra, poi l'altro dipendente via ne ha fatto, e abbiamo creato dei sistemi e dei distretti. Quindi non li abbiamo creati collaborando, ma li abbiamo creati facendoci concorrenza. Qui diciamo una cultura che fa fatica, insomma, specie l'imprenditore. Però questa cosa qui è una responsabilità degli imprenditori, perché ci sono tanti sistemi. L'associazionismo certo ha le sue criticità, ma è un'opportunità, specie in un momento come questo, perché se gli imprenditori non si mettono assieme e non evidenziano alla politica quelli che sono le loro esigenze, è chiaro che la politica terrà conto delle esigenze di altri, magari di quelli che non lavorano, di aree del paese che votano maggiormente, hanno maggiore rappresentatività, e quindi giustamente non si fanno gli interessi dell'impresa. Qui purtroppo è una responsabilità che io, che faccio anche, oltre che l'imprenditore, anche il sindacalista datoriale, rilevo, insomma, io lo dico ai colleghi imprenditori, o ci si mette assieme e andiamo alla politica a rappresentare le nostre istanze, non possiamo pretendere che arrivino da dove. D'altra parte, se non ci mettiamo assieme perché il sistema che ho descritto prima non funziona più, insomma, declineremo anche. Ma non è che a qualcuno va bene questo sistema, perché sto pensando anche questo, perché io quando vi invito avete tutte le idee chiare, quello che serve, quello che si potrebbe fare. Mi viene anche un dubbio che qualcuno veramente ci naviga in questo caos totale che c'è. Allora andiamo a vedere anche le foto eventi a Anvolt, che così sentiamo anche cosa ne pensa Roberta Ruga, anche come donna, come associazione, tanta fatica per i
rimanere a galla, vero Roberta? Giriamo col commercialista, paghiamo per fare il volontariato, non troviamo giovani, prima perché non ci sono e anche perché forse non sono stati coinvolti nella maniera giusta, vogliono essere molto più intrigati. Prego Roberta, vediamo anche le foto, prego. Certo Mirella, condivido. In relazione appunto a quanto detto, io mi sento di dire che la sensibilità da parte dell'imprenditoria c'è e che spesso questa viene ovviamente schiacciata proprio da quella che è l'aspetto ovviamente economico e materiale. Nel nostro personale caso è capitato effettivamente all'interno delle nostre iniziative di avere un contatto diretto con donatori, con realtà del territorio, quindi del tessuto appunto veneto, e vedere che questa disponibilità spesso c'è da parte di gruppi molto più grandi, quindi gruppi ovviamente esteri stranieri. Questo viene meno perché si investe molto meno sul nostro territorio. A questo poi affianchiamo un'altra difficoltà che è ovviamente quella appunto del reperimento dei giovani, quindi di forze giovani, nonostante appunto il rapporto giovani e volontariato dello scorso anno denoti che c'è un 10% in più di giovani che si sono avvicinati al mondo del volontariato. Io credo che la sensibilizzazione non sia mai abbastanza, nel senso che debba essere strutturata un'educazione al volontariato all'interno proprio di quei comparti che sono la scuola, la famiglia. Se un tempo le nostre generazioni avevano accesso e frequentavano la cosiddetta parrocchia, no? Il campo, il campetto, e lì venivano trasmessi valori importanti legati al volontariato, questi spazi fisici, che quanto dicevo prima a volte mancano di contatto, e c'è un bisogno di socializzazione anche, che possibilità offerta dal volontariato, che i giovani potrebbero sfruttare se educati e sensibilizzati. Allora Roberta, andiamo a vedere, devo correre purtroppo, se no non ce la faccio, questo progetto Confapi in attività giovanile che è molto interessante, poi lo commentiamo, andiamo a vedere. Appindustria Servizi SRL, ente di formazione di Confapi Venezia, presenta oggi un'esperienza laboratoriale realizzata all'interno del progetto Esplora Te, illumina il tuo talento, guida la tua indipendenza, un'iniziativa finanziata a Fondo Sociale Europeo che vede le imprese attivarsi nei confronti del territorio rivolta ai giovani. I risultati del progetto, nato per contrastare la dispersione scolastica e l'inattività giovanile, sono stati presentati a Portogruaro. Coinvolti 130 ragazzi e ragazze della città metropolitana. Un progetto che mi sembra sia rivolto dalle piccole imprese nei confronti dei giovani e credo che sia un momento molto importante, un momento nel quale gran parte della gioventù, una parte della gioventù presenta delle criticità. Ecco, progetti come questi sono forse una delle risposte migliori. Orientamento, laboratori formativi e tirocini in azienda per favorire l'aggregazione e rafforzare competenze e capacità personali e sociali. L'obiettivo è quello di fortificare le politiche attive del lavoro e garantire la sostenibilità delle azioni previste. Il progetto infatti ha coinvolto imprese, enti e stakeholder locali. Stiamo assistendo veramente a un periodo particolare in cui i giovani sono in crisi, credo, la fascia adolescenziale, in crisi di prospettive, di educazione, di cultura, di lavoro, e spero che insieme tutta la comunità del nostro territorio li possa veramente aiutare ad uscire da questa palude che sembra li stia attanagliando. Quindi i progetti, il lavoro è sicuramente uno di questi. Investire in Africa, terra ricca di opportunità, specie in questo particolare periodo storico dove l'incertezza della situazione internazionale con l'impatto dei dazi sta scatenando un vero e proprio urto monetario. Al contrario, l'Africa, con il suo mercato emergente, con i settori chiave dell'agroalimentare, energie rinnovabili, costruzione, sanità e farmaceutico, rappresenta il futuro per ogni investitore. A Venezia è firmato nelle scorse ore un duplice importante contratto internazionale tra Fagas, istituzione che rappresenta circa il 90% delle piccole e medie imprese dell'Africa, e tra aziende venete con la ETC di Treviso. Il continente africano è oggi sicuramente un luogo dove molte opportunità possono essere colte. I cambiamenti geopolitici che sono in corso aprono nuove prospettive per le imprese italiane, e quindi ETC è impegnata in questo percorso.
L'accordo prevede di fornire tutto il supporto informatico e digitale a tutte le aziende e attività presenti in ben 14 stati africani dell'area del centro-ovest. Sono paesi che stanno crescendo molto, che hanno voglia di crescere, che cercano non a caso anche dei player internazionali con cui rapportarsi, con cui costruire un percorso. Crediamo che in particolare quell'area sia quella che nel prossimo futuro proporrà il maggior potenziale di crescita. Grande l'attenzione alle donne. Noi di Fagas abbiamo deciso di investire e mettere in atto progetti a favore della donna per favorire la sua autonomia, perché la donna è fattore di produzione e di inclusione in tutto il mondo. Dal Veneto all'Africa il sostegno che verrà dato sarà quello all'economia di prossimità, a volte anche rurale, e di un mercato che per crescere ha bisogno di strumenti. La Confapi assiste le imprese creando il supporto tecnico, supporto legislativo, giuridico e quant'altro necessario per confluire l'azienda verso l'estero. Ma pensa se devo sentire un servizio sull'Africa per sentire che si investe nella donna, no? Il colmo dei colmi questo, è in Africa si investe con la donna, perfetto. Allora sentiamo come commenta questi due importantissimi servizi che abbiamo visto Marco Zecchinelli. Prego. Queste sono due iniziative che veramente insomma, mi rendono orgoglioso dell'attività che facciamo, insomma, dico in modo autoreferenziale, però devo dire per esempio l'attività che abbiamo fatto con i NEET, insomma, che lì si è visto un po' l'evento, la conferenza, ma in realtà la cosa importante è quello che c'è dietro. Cioè lì abbiamo fatto tutta una serie di attività di inclusione dei cosiddetti NEET, cioè ragazzi che non studiano, non lavorano, che hanno entro i 26, tra i 19 e i 26 anni, adesso il dato tecnico non lo ricordo con precisione, però la sostanza è che intanto trovarli è stato difficile, perché se giustamente non studiano, non lavorano, è faticoso. Quindi abbiamo dovuto connettere il volontariato, abbiamo dovuto connettere le ASL, abbiamo dovuto connettere i comuni ed è stato un lavoro veramente non semplice, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto attività sportive, attività di tipo recreativo, abbiamo creato degli eventi proprio con il calcio, delle partite. Abbiamo esteso questa cosa anche alle ragazze madri, che era stata la cosa che tra l'altro più mi ha tra virgolette commosso, perché ho visto queste ragazze madri che sono magari delle donne che sono vittime di violenza e sono dovute uscire dalla famiglia, dal compagno. Le abbiamo coinvolte in attività musicali. È stata una cosa bellissima perché hanno decorato per esempio con dei murales un'enorme stanza dove poi facevano le attività con i loro figli. E sono anche molto brave. Ma ci sono delle cose sorprendenti veramente, ma soprattutto riattivare questo meccanismo che poi è un meccanismo di stima personale è veramente, e vedere queste donne, l'impegno che ci hanno messo a decorare questa stanza in cui poi avrebbero giocato coi figli. Sì. E quindi praticamente vedere questi bambini che giocavano in un ambiente colorato, che erano state le madri, ovviamente madri problematiche, quindi con un rapporto con i figli piccoli complesso, e vedere che creavano un ambiente per i bambini, è stata una cosa che veramente, devo dire la verità, mi ha realmente commosso, insomma, vedere questo risultato. Ti fa capire cos'è questa realtà che magari non conosci, ma che giudichi e magari non riesci a capire veramente l'importanza di queste persone. Integrando le persone, integrandole, facendole sentire parte di un progetto, si riesce a cambiare le cose. Allora sentiamo come ci saluta Roberta Ruga. Un saluto Roberta e grazie di essere stata qui a Sveglia Veneti. Grazie a voi dell'invito e mi sento di concludere dicendo che insomma la donna è un valore. Oltre a essere appunto avere tutta una serie di elementi meravigliosi, la donna è un valore anche nel mondo del volontariato. Nel nostro caso l'80% è donne e quindi la sensibilità che può essere poi trasmessa a livello poi di territorio, uomini o donne che sia, al di là del sesso, è fondamentale. Vi ringrazio dell'invito e insomma alla prossima. Grazie veramente, grazie a Roberta Ruga, referente provinciale dell'associazione Anvolt, grazie a Marco Zecchinelli, presidente Confapi Venezia, di essere stato con noi, tantissime iniziative molto lodevoli della Confapi, veramente grazie e complimenti, e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Buongiorno a tutti voi. Oggi vi prepariamo un petto di pollo allo scalogno ed al ceto balsamico.
Noi per comodità abbiamo già cotto lo scalogno, che vedete qui. Per cuocere lo scalogno bisogna semplicemente passarlo in padella con un pochino di olio, un goccio di balsamico, un pizzico di zucchero ed eventualmente un mestolino di brodo. Farlo appassire piano piano e otterremo questa cremina qui, che si adatta a vari usi. Noi oggi lo utilizzeremo insieme ad un petto di pollo ed agli asparagi verdi. In questo caso sono di Altedo, ma li possiamo trovare anche nelle nostre zone. Iniziamo con l'aprire il nostro petto di pollo, lo tagliamo per metà nel senso della lunghezza, stando attenti a non tagliarci le manine, e lo appiattiamo leggermente con il batticarne in modo che abbia lo stesso spessore su tutta la superficie. Questo petto di pollo ora andremo a rosolarlo in padella con un pochino di burro ed un filo di olio, senza infarinarlo. Lo facciamo cuocere a fuoco vivo per 2 minutini per parte, in modo che prenda ben bene colore. Giriamo il nostro petto di pollo che si è rosolato da una parte e mentre si cuoce dall'altra noi uniamo lo scalogno correggiamo di sale e poi sfumiamo il tutto con il nostro bicchiere di vino bianco. Lo lasciamo evaporare, dopodiché aggiungiamo l'aceto balsamico ed un piccolo goccio di panna. Dopo alcuni minuti in cui il sugo incomincia a ridursi, aggiungiamo le nostre rondelline di asparago verde di Altedo, controlliamo il tutto di gusto e di densità, eventualmente leghiamo con una noce di burro che ci aiuta a rendere più denso il sugo di cottura e tra un minutino siamo pronti per farvi vedere la preparazione del piatto. Il nostro sugo si è addensato grazie alla noce di burro che gli abbiamo inserito ed ora prepariamo il nostro petto di pollo. Prendiamo questa bella crema che ha un profumo stupendo e la versiamo sopra il nostro pollo ed andiamo a chiudere la preparazione del piatto con 2 puntine di asparagi precedentemente scottati in acqua bollente, 2 piccolissime decorazioni di carote, ma soprattutto un buon appetito a voi.